La seduta è aperta. Comunico il congedo dell'onorevole Albano per la seduta di mercoledì 11 febbraio e comunico il congedo dell'onorevole Burtone per la seduta di oggi per motivi di salute. Comunico che l'onorevole Scuvera sarà in missione dall'11 al 12 febbraio 2026, l'Assemblea ne prende atto e questa è l'autorizzazione, perfetto. Ai sensi del comma 9 dell'articolo 127 del regolamento interno del preavviso di 30 minuti al fine delle eventuali votazioni mediante procedimento elettronico che dovessero aver luogo nel corso della presente seduta. Invito pertanto i deputati a munirsi per tempo della tessera personale di voto. Ricordo che anche la richiesta di verifica del numero legale, articolo 85, ovvero la domanda di scrutinio nominale o di scrutinio segreto, articolo 127, sono effettuate mediante procedimento elettronico. Avverto che le comunicazioni di rito di cui all'articolo 83 del regolamento interno dell'Assemblea saranno riportate nell'allegato A al resoconto dell'odierna seduta. Colleghi. Sì. Comunico che l'interrogazione numero 2684, annunziata nella seduta d'Aula numero 223 del 27 gennaio 2026 a firma dell'onorevole Di Paolo e altri, è da considerarsi a firma dell'onorevole Sunseri e altri. L'Assemblea ne prende atto. Vista la nota del 4 febbraio 2000... Ok, l'onorevole Santo Orazio Primavera è nominato componente della terza commissione legislativa permanente attività produttive, in sostituzione dell'onorevole Giovanni Di Mauro, dimissionario. L'Assemblea ne prende atto. L'onorevole Giovanni Di Mauro è nominato componente della quarta commissione legislativa permanente della sesta Commissione legislativa permanente Salute e Servizi Sociali e Sanitari, in sostituzione dell'onorevole Ludovico Balsamo, dimissionario. L'Assemblea ne prende atto. L'onorevole Ludovico Balsamo è nominato componente della prima Commissione legislativa permanente Affari Istituzionali, in sostituzione dell'onorevole Giovanni Di Mauro, dimissionario. L'Assemblea ne prende atto. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi oggi 10 febbraio 2026, sotto la presidenza del Presidente dell'Assemblea onorevole Galvagno e con la partecipazione del Vicepresidente Vicario, l'onorevole Di Paolo, del Vicepresidente onorevole Lantieri, del Presidente della Prima Commissione legislativa permanente Affari Istituzionali, onorevole Abbate, del Presidente della Seconda Commissione legislativa permanente Bilancio, onorevole Daidone, del Vicepresidente della Regione, Assessore per l'Agricoltura, lo Sviluppo Rurale e la Pesca Mediterraneo, onorevole San Martino, e dell'assessore per l'economia, professore e avvocato Alessandro Dagnino, ha deliberato all'unanimità che il programma calendario dei lavori a suo tempo comunicato per la presente sessione sia così integrato. Nel termine ultimo del 28 febbraio 2026, dopo che la componente Commissione l'avrà esitato per l'Aula, sarà iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea per essere votato entro il termine suddetto un disegno di legge di iniziativa governativa di imminente presentazione in materia di fondo anticipazione e liquidità, con il quale rendere disponibili gli avanzi di gestione da riversare nel bilancio della Regione. Non sorgendo osservazioni, così rimane stabilito. Bene, colleghi, all'interno dei vostri tablet troverete il disegno di legge con gli emendamenti e andiamo all'articolo 2. Allora.
Colleghi, siamo all'articolo 2, ha chiesto di intervenire l'onorevole Marchetta sull'articolo 2. Sì. Signor Presidente, onorevoli colleghi, oggi esprimo con convinzione e senza esitazioni il mio voto favorevole su due misure fondamentali: la promozione della parità di genere nelle istituzioni e l'estensione del terzo mandato per i sindaci in Sicilia. Si tratta di due traguardi per una politica, a mio avviso, giusta, inclusiva e rispettosa nella volontà popolare. Oggi, osservando alcuni dati in molteplici settori e non ultimo l'attività politica nelle istituzioni, la parità non è un lusso ideologico, ma una necessità pratica. Votare a favore significa aprire le porte e riconoscere sempre di più alle donne la possibilità di un pieno riconoscimento nelle istituzioni. La presenza equilibrata di uomini e donne nelle istituzioni non è solo una questione di giustizia, ma è un fattore determinante per costruire una società più equa ed inclusiva. Oggi purtroppo non è così. La donna non è adeguatamente rappresentata nella politica. Basti guardare quest'Aula, dove il numero delle donne è inferiore agli uomini. È un atto di giustizia che rafforzerà la democrazia siciliana, rendendola specchio fedele nella società che amministriamo, dove le donne sono la maggioranza della popolazione. Le donne sono il motore di tante realtà, dalla famiglia alle imprese, alle associazioni. Oggi è giusto che siano anche presenti nel cuore delle istituzioni con maggiore forza e pieno riconoscimento. La sensibilità femminile applicata nei processi decisionali della politica porta anche al riconoscimento di tanti valori, come la maternità, servizi per l'infanzia e politiche contro la violenza di genere. Una maggiore presenza femminile porta a una politica più bilanciata e attenta ai bisogni trasversali, migliorando la qualità della democrazia. Le donne devono essere protagoniste della politica con impegno, capacità e determinazione. Un sistema politico, per funzionare correttamente, deve riflettere adeguatamente le esigenze e le prospettive di tutta la popolazione. Le donne, oggi maggioranza della popolazione, devono avere pari accesso ai processi decisionali per politiche più equilibrate ed inclusive. Il terzo mandato per i sindaci, del quale ho proposto già uno specifico emendamento, rappresenta non un privilegio, ma uno strumento per la continuità amministrativa. Senza questa possibilità rischiamo di privare la comunità di sindaci capaci, premiando non il merito, ma una forma di rotazione forzata. Appello a quest'ultimo lanciato da alcuni autorevoli sindaci. Occorre porre al centro la sovranità popolare che possa premiare con libere elezioni la capacità amministrativa dei primi cittadini. Un terzo mandato, a mio avviso, coniuga stabilità e sviluppo locale. Manca un rinnovamento alla fine del mandato. Privare oggi alcuni cittadini di raccogliere il frutto di una feconda azione amministrativa lede il principio della continuità amministrativa di cui tanti comuni nella nostra terra hanno una particolare necessità. Anche l'ANCI Sicilia ci invita ad allinearci alla normativa nazionale, riconoscendo il merito ai sindaci alla continuità amministrativa, uniformità nazionale e valorizzare l'esperienza degli amministratori locali in vista alle elezioni. Tanti comuni hanno visto sindaci capaci interrotti nel loro cammino proprio quando stavano raccogliendo i frutti del loro impegno.
Il terzo mandato garantisce stabilità ai progetti e premia con la volontà popolare la competenza amministrativa. Onorevoli colleghi, questi due provvedimenti non sono isolati. Insieme contribuiscono a creare istituzioni paritarie e dare la corretta rappresentanza ai sindaci confermati dal popolo. Grazie. Grazie onorevole Marchetta. Mettiamo in votazione l'emendamento soppressivo. Il 2.6, onorevole Catanzaro, è mantenuto, è un soppressivo all'articolo 2. 2.6 lo ritira. Onorevole De Luca, il 2.11 lo ritira? Bene. Il 2.5 è ritirato perché sopprime l'intero articolo. Il 2.12 dell'onorevole Assenza, che è una riscrittura. Onorevole Assenza, il 2.12 è mantenuto o ritirato? Lo mantiene, onorevole? (2.12) onorevole Assenza. È una riscrittura dell'articolo. Come? Vabbè, nel frattempo chiediamo il parere della Commissione al Presidente Abbate. Presidente Abbate, parere sull'emendamento 2.12. Ok. Quindi sull'emendamento 2.12 la Commissione è favorevole. Il Governo? Il 2.12 a firma dell'onorevole Assenza. L'onorevole Assenza ce lo deve spiegare. Il Governo cosa fa? Si rimette all'Aula? Si rimette all'Aula. Onorevole Assenza, lo può spiegare? Onorevole, è una riscrittura. Sì, dico, ma si può votare. L'onorevole Assenza non è che per forza lo deve spiegare. Presidente. Prego, onorevole Assenza. L'emendamento costituisce una rivisitazione del testo base dell'articolo 2 che credo sia abbastanza esaustiva, perché affrontando il tema dei permessi cerca di, peraltro in gran parte adeguandosi alle previsioni della legge nazionale, di rendere di facilitare maggiormente il ruolo dei consiglieri comunali e degli assessori, ampliando la possibilità di usufruire dei concorsi ed estendendo questo a tutti gli enti locali, ai liberi consorzi e anche ai comuni con popolazione. Allora, colleghi, mi avete chiesto che l'onorevole Assenza doveva spiegare l'emendamento, però se non c'è silenzio in aula l'onorevole Assenza sta spiegando l'emendamento ma non si capisce. Prego, onorevole Assenza. Allora, dico, a parte... Vedo che Presidente, io credo che il testo dell'emendamento sia abbastanza chiaro. Le finalità dell'emendamento sono quelle di consentire agli consiglieri e agli assessori comunali che nell'espletamento della loro funzione di partecipazione alle sedute sia del Consiglio, sia della Giunta, sia delle commissioni possano usufruire di permessi sul luogo di lavoro più adeguati all'impegno sostenuto
nella sfera amministrativa e consiliare. E questo sia per quanto riguarda gli organi esecutivi dei comuni, ma anche per quanto riguarda i liberi consorzi comunali, le città metropolitane, le unioni dei consorzi e quant'altro. E poi estendere le disposizioni di cui al comma 4 anche alle giunte comunali dei comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti, e quindi per garantire al meglio l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico e amministrativo secondo le modalità e i limiti previsti. Quindi chiedo che l'Aula possa apprezzare favorevolmente questo emendamento, che è un emendamento sostitutivo dell'intero articolo e che va nel senso appunto di garantire una più proficua. Che dissero? Facciamo completare l'onorevole Assenza e poi vi do la parola. Prego, onorevole Assenza, vada. Presidente, vedo che c'è su questo emendamento un'attenzione particolare dai colleghi del PD. Aspetto con ansia quali sono le loro osservazioni e le loro eventuali critiche o richieste di modifica, che valuteremo con grande attenzione. Grazie onorevole Assenza. Non so se prima l'onorevole Cracolici o Safina. Prego, onorevole Cracolici. Prima l'onorevole Cracolici e poi l'onorevole Safina. Presidente, no, io al di là del fatto che si sentiva male anche l'acustica dell'Aula, quindi non è che ho decifrato bene le ragioni che ha espresso il collega Assenza, però leggendo l'emendamento, in realtà questo emendamento, se ho capito bene, aggiunge un comma a quello che era già il testo esitato dalla Commissione, in cui sostanzialmente estende i benefici di cui al comma 4, così come introdotto nell'articolo 2 di questo disegno di legge, anche ai comuni fino a 10.000 abitanti, se ho capito bene. La domanda però che io faccio è la seguente. Se il comma 4 limita quei benefici ai comuni fino a 30.000 abitanti e con questo comma estendiamo ai comuni fino a 10.000 abitanti, tra 10.000 e 30.000 che succede? Cioè noi stiamo elaborando una norma che introduce l'aumento delle ore di permesso per i consiglieri, i presidenti dei consigli comunali, i gruppi consiliari, fino a 30.000. Poi con questo comma diciamo che quei benefici superiori a 30.000. Quei benefici si estendono ai comuni fino a 10.000. Ora, al di là del merito, ma tra 10.000 e 30.000 che condizione giuridica si determina? Cioè, secondo me siamo all'improvvisazione anche della scrittura, perché o si dice che i benefici cosiddetti del comma 4 si applicano. Che cosa hai detto? Devi parlare al microfono, non ti capisco. Non capisco, non ti sento. Quindi chiedo di fermarsi un attimo per capire, perché sarebbe singolare che facciamo una norma che dice che fino a oltre 30.000 ci sono alcune condizioni, diciamo, di benefici per gli eletti, sotto i 10.000 ci sono altri benefici e tra 10.000 e 30.000 non si capisce che cosa c'è. Dico, ma possiamo mai scrivere le norme con questo livello di improvvisazione? Lo chiedo al collega Assenza, che è un collega esperto. Io non so se qualcuno ha suggerito questo emendamento, ma almeno coordiniamolo, perché per evitare di farci ridere addosso. Grazie, per la prima volta, e sono preoccupato, il Presidente della Commissione mi ha dato ragione, quindi perderò la battaglia. Sono stato chiaro? Onorevole Cracolici, lei è stato chiarissimo, però prima di far parlare il Presidente della Commissione c'era l'onorevole Safina che voleva intervenire, così raccogliamo tutte le perplessità e vediamo di rispondere. Prego, onorevole Safina. A integrazione di quello che ha detto l'onorevole Cracolici, che è assolutamente condivisibile, vorrei far rilevare che sull'ordine dei lavori questo non è
un emendamento sostitutivo, perché la norma, così come uscita dalla Commissione e presentata all'Aula, è rimasta assolutamente identica ed è un emendamento modificativo. Ciò ha una valenza dal punto di vista regolamentare, perché se l'approvassimo come sostitutivo non decaderebbero tutti gli altri emendamenti. Se lo trattassimo invece come è stato attualmente trattato, sia come sostitutivo, decadrebbero gli emendamenti. Ma questo è un emendamento modificativo. In più aggiungo che la norma sostanzialmente prevede due tipologie di permessi: i permessi sino a 60 ore per i comuni sotto i 30.000 abitanti e i permessi sino a 72 ore per i comuni sopra i 30.000 abitanti. Quindi non capisco nemmeno la valenza di questa aggiunta, perché la norma prevede già, il comma 4 prevede già due fattispecie, perché dice che i permessi sono 60 ore senza alcuna specificazione e poi dice nonché a 72 ore per i sindaci, i presidenti dei liberi consorzi, per il sindaco metropolitano, nonché per i presidenti dei consigli comunali e dei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti. Dunque secondo me questa norma la dobbiamo vedere bene, perché rischiamo di fare una confusione immensa quando già la fattispecie che vorrebbe aggiungere l'onorevole Assenza già c'è. Onorevole Catanzaro, prego. Io ovviamente scusate Presidente, nella complessità di questo testo degli enti locali ovviamente ci ritroviamo un emendamento che io ho letto e riletto, che di fatto modifica l'articolo 2 e, come nella discussione generale, Presidente Di Paola, chiedo 2 minuti di attenzione proprio da parte sua. Io ho detto che su questo testo, al di là di 2 o 3 cose importanti, cioè quello che sono le norme di recepimento nazionale, terzo mandato e parità di genere, c'è l'articolo 2 che insiste perché dopo diverse audizioni, parlo da capogruppo del gruppo parlamentare ma anche da componente della Commissione prima, dove più volte l'ANCI è venuta e ha chiesto questo articolo. Poi ovviamente su questo articolo ci sono anche degli emendamenti che modificano l'articolo perché vanno proprio nella modifica del Consiglio Comunale, però su questo emendamento presentato dall'onorevole Assenza, che io leggo, rileggo, io dico una cosa: chiedo il buonsenso dell'onorevole Assenza ancor prima che noi ci determiniamo di ritirarlo, anche perché il governo L'onorevole Assenza mi pare... ha visto, perfetto. Mi pare che... Grazie, prego, onorevole Assenza. In effetti la modifica sostanziale era quella del comma E, la lettera E, che è scritto male, me ne scuso. Tante volte il deputato propone una cosa e magari qualcun altro nel redigerlo cambia il senso, quindi togliendo il comma E sostanzialmente l'emendamento poi riproduceva il testo base dell'articolo, quindi non ha senso continuare a insistere, per cui viene ritirato l'emendamento. Grazie onorevole Assenza, e quindi l'emendamento 2.12 è ritirato. Il 2.4, onorevole Catanzaro, è ritirato. È soppressivo la lettera. Onorevole Catanzaro. Il 2. Grazie onorevole Catanzaro. Quindi tutti i soppressivi alle lettere sono... andiamo al 2.8 dell'onorevole Lombardo. 2.8, onorevole Lombardo. Lo mantiene o lo ritira? È mantenuto. Parere della Commissione, Presidente Abate. Vorrei spiegare. Lo vuole spiegare? Prego, onorevole Lombardo.
È un emendamento molto semplice perché sostanzialmente l'attuale formulazione della norma esclude dal beneficio del diritto di astenersi dal lavoro da 48 a 72 ore i presidenti dei gruppi consiliari delle circoscrizioni. Sappiamo benissimo che nelle città metropolitane di Catania, Messina, Palermo esistono le circoscrizioni e quindi l'emendamento ha l'obiettivo di includere in questa platea anche i presidenti dei gruppi consiliari circoscrizionali. Grazie onorevole Lombardo, che mantiene l'emendamento. Il parere della Commissione? Si rimette all'Aula. Onorevole Cracolici. Il parere del Governo, onorevole Vicepresidente San Martino? Si rimette all'Aula, quindi sia la Commissione che il Governo si rimette all'Aula. Mettiamo in votazione l'emendamento 2.8, che è favorevole rimanga. Prego onorevole Cracolici. Io chiedo il voto segreto perché io lo considero sbagliato estendere la norma ai presidenti dei gruppi consiliari anche a quelli delle circoscrizioni, dove spesso manco ci sono i gruppi, semplicemente perché c'è una frammentazione tale nei consigli di circoscrizione che chiamarsi gruppo è un eufemismo. Onorevole Cracolici ha tutto il diritto di chiedere il voto segreto. Onorevole De Luca, prima di vedere se la richiesta è appoggiata, vuole fare intervento? Prego. Sì, semplicemente prima che si passi alla votazione, io vorrei invitare il collega Lombardo a ritirarlo questo emendamento, Presidente Di Paola, anche rapportando, se non c'è tutto questo traffico sarebbe anche meglio. Le faccio l'esempio su Messina. Su Messina ogni consigliere fondamentalmente è capogruppo di se stesso, perché tutti i consiglieri sono fondamentalmente, tutti i gruppi sono formati da un unico consigliere e conseguentemente tutti i consiglieri sono capogruppo di se stesso. Si fa così anche perché ogni gruppo ha diritto a partecipare a una commissione e allora materialmente i consiglieri, per partecipare e fare più commissioni possibili, ognuno compone un gruppo, il che diventerebbe un escamotage anche per avere 9 su 9 tutti quanti, una marea di permessi che in tanti casi diventa anche ingiustificato a fronte di una commissione che normalmente dura 45 minuti. Quindi io mi associo che se si va avanti si chiede il voto segreto, perché è corretto anche l'assunto che il vento ci vuole in chiesa ma non per spegnere le candele. Onorevole Micciche, prego. Sì, grazie Presidente. Eccolo qua. Io sarà che sono proprio nemico della demagogia, ma non capisco cosa c'è di scandaloso in questo emendamento. Cioè, una cosa che è utile per chi è consigliere, per chi è assessore, perché non debba essere utile anche a chi è presidente del gruppo? Veramente non. Nella circoscrizione esistono i gruppi, nelle circoscrizioni esistono i gruppi. Ho capito, ma allora appunto forse è più facile dire lo si lascia a tutti. Lo si lascia a tutti e buonanotte, ma andarlo, cioè la differenza, perché esistono gli assessori, cioè, la differenza tra il consigliere normale e gli altri qual è? Non lo capisco bene, per cui io voto sì, ma solo perché mi interessa molto poco, ma solo perché non capisco questo scandalo quale può essere.
Grazie onorevole Miccichè. Onorevole Lombardo, lo mantiene? Se lo mantiene c'è la richiesta di voto segreto dell'onorevole Cracolici. Lo mantiene. C'è la richiesta di voto segreto dell'onorevole Cracolici, vediamo se la richiesta è appoggiata. No, dobbiamo fare la verifica. Verifichiamo i richiedenti sulla richiesta di voto segreto sull'emendamento 2.8. È appoggiata la richiesta di voto segreto, quindi a questo punto mettiamo in votazione l'emendamento 2.8. Chi è favorevole all'emendamento voti verde, chi è contrario voti rosso. La votazione è aperta. Tenete premuto. E aspetti un attimo. Tenete premuto. Alza. Chiudiamo la votazione. Va bene. Favorevoli 22, contrari 33. L'emendamento è bocciato. Sì. Andiamo all'emendamento 2.10. Onorevole Safina, prego, ma non lo posso mettere in votazione questo emendamento. Esatto, prego. lo dobbiamo 5 minuti per riscriverlo. Riscriverlo? Sì, lo dobbiamo 3 minuti. Va bene. Andiamo all'emendamento 2.9 dell'onorevole Lombardo. Il 2.9, onorevole Lombardo. Lombardo, carta Di Mauro. Se vuole intervenire per illustrarlo, prego, onorevole. Lo tieni? Sì, è di Roberto Di Mauro. Roberto! Di Mauro! È di Mauro. Prego, onorevole Cracolici, faccia la proposta. Presidente. Sì, un attimo, onorevole Cracolici. L'onorevole Lombardo lo illustra e poi può intervenire. Sì, prego, onorevole sostanzialmente Lombardo. questo emendamento ha la finalità di assicurare una dignità sostanziale per i sindaci dei comuni fino a 3.000 abitanti dove il limite rimborsabile all'ente per l'effettività di quel comma 5 può essere elevato con delibera di giunta comunale nel rispetto dell'autonomia finanziaria. Sostanzialmente oggi abbiamo compensi ridicoli per i sindaci dei comuni fino a 3.000 abitanti, i quali sindaci adempiono alle stesse funzioni e corrono gli stessi rischi di responsabilità dei comuni con numero di abitanti più importanti e più significativi. Quindi questo è un emendamento di buonsenso che ha la finalità appunto di assicurare loro una dignità pari al ruolo che ricoprono. Grazie, onorevole Lombardo. Prego, onorevole Cracolici. Allora, siccome ho capito che la questione dei rimborsi ai datori di lavoro per i sindaci, io sono d'accordo, però eviterei fino a 3.000 abitanti, cioè tutti i sindaci che svolgono la funzione di sindaco. Onorevole, non la sento, perché se si gira verso Lombardo al microfono. Allora, condividendo lo spirito che ritiene che con questo emendamento di fatto previa delibera della Giunta, regolamento, tutte le cose che sono state già inserite, ma non capisco però il limite che si deve limitare ai comuni fino a 3.000 abitanti. Cioè, io penso che anche comuni da 3 a 5.000, da 5 a 10.000, il rimborso al datore di lavoro deve essere per intero e non in percentuale così come oggi è. Ecco perché propongo al collega Lombardo di togliere il limite fino a 3.000 abitanti. Si fa una norma generale. I sindaci dei comuni siciliani hanno, previo consiglio con regolamento comunale, eccetera, eccetera, come dire, hanno il diritto di avere un rimborso al proprio datore di lavoro pari al 100% dell'indennità percepita. Onorevole Lombardo, il collega Cracolici chiede di fare un subemendamento e quindi si deve fare il subemendamento.
Predisponiamo il subemendamento così lo mettiamo in votazione. Prego, onorevole Di Pasquale, lei vuole intervenire su questo emendamento e sull'eventuale sub? Tanto, colleghi, prego, onorevole Di Pasquale.
Signor Presidente, anche per capire bene cosa prevede questo emendamento. Prego, onorevole Di Pasquale. Signor Presidente, colleghi, io vi prego un attimo di fermarci e di farla una riflessione tranquilla e chiedo anche l'attenzione da parte del Governo, perché poi il Governo dà parere su queste cose e quando date parere, diamo parere, poi diventa comunque una responsabilità anche del Governo. Qua molti di noi hanno fatto il sindaco, quindi sappiamo come funzionava, c'era la possibilità, e lo è ancora, di poter recuperare un terzo di quello che erano i costi dati al datore di lavoro, che erano a carico appunto del Comune. Io ritengo che estendere questo rimborso al 100% sia un errore. E lo dice chi? Io ho fatto il sindaco, me ne avevo un terzo di quello che ero in aspettativa e problemi non ne ho avuti mai, li ho fatti tranquillamente e serenamente. Così che mi preoccupa, io la dico esattamente per come la penso. Quello che a me preoccupa non è tanto il rapporto con i lavoratori dipendenti, dove è certo il costo della busta paga. Purtroppo io metto in conto che può esserci anche col lavoratore autonomo, anche il rimborso anche, come no? Perché no il rimborso? Il rimborso nei confronti del lavoro dipendente c'è anche, e il rischio è che noi ci troviamo davanti a buste pache che possono essere fasulle e noi quindi che succede? Prevediamo questo rimborso fino a 10.000 per il comune di Ragusa e 10.000 euro, per le città metropolitane 20.000 euro e troviamo magari chi si mette d'accordo con l'amico che gli fa la busta paga e si ritrova un regalo di 10.000 euro al mese. Ma tu pensi che questo possa succedere? No, non succederà mai. Non mi piace questa cosa. Io vi prego di lasciare così com'è la previsione di un terzo, perché si presta veramente a complicare le cose e poi ce ne dobbiamo pentire. Poi quando poi vediamo i giornali, quando succedono i macelli, questa cosa che ci ha portato a farlo la potevamo evitare. Quindi l'invito è di guardarlo con attenzione. Prego, onorevole Cracolici. Allora, le obiezioni che fa il collega Di Pasquale sono pertinenti. C'è un piccolo problema. La norma che si vorrebbe modificare da parte del collega Lombardo introduce un principio che mentre il rimborso per i datori di lavoro dipendenti, non autonomi, e solo privati, cioè i dipendenti da lavoro privato, non quindi da enti pubblici, il limite oggi fissato dalla legge è un terzo rispetto all'indennità. Il collega Lombardo propone che questo limite venga abolito per i comuni fino a 3.000 abitanti. Allora, delle due l'una: o questo limite si abolisce per tutti i sindaci, perché si creerebbe una condizione soggettivamente diversa di avere diritto al rimborso a secondo il numero di abitanti che ha il comune, o non modifichiamo il comma che introduce il principio della deroga. Quindi non possiamo fare una deroga per i comuni fino a 3.000 abitanti e lasciare che quelli sopra hanno un rimborso pari a un terzo, ancorché l'indennità è più alta. Quindi, se l'Aula intende affermare il principio che non devono essere modificati i limiti di rimborso al datore di lavoro, allora il mio subemendamento, che modifica l'emendamento, viene meno nella misura in cui viene meno l'emendamento. Ma se si mantiene l'emendamento
e modifichiamo solo quelli sotto i 3.000 abitanti, è un atto di disparità obiettivamente insopportabile, anche perché voglio ricordare che in Sicilia l'ordinamento non prevede 3.000 abitanti. Noi abbiamo introdotto col sistema elettorale una soglia minima che è di 5.000 abitanti. Nazionalmente c'è la questione dei 3.000. Da noi in Sicilia il 3.000 non costituisce una soglia di differenziazione tra i comuni. Quindi, se il collega è disponibile a ritirare l'emendamento, io ritiro anche il mio subemendamento. Però, colleghi, solo per precisare una cosa, che al momento la legge prevede che fino a 10.000 abitanti il rimborso è al 50%, sopra i 10.000 abitanti è un terzo. In questo momento la norma prevede questo. Prego, onorevole De Luca. No, Presidente, molto rapidamente per invitare anche qui il collega al ritiro, perché credo che si determinerebbe con l'approvazione di questo articolo una sperequazione anche tra comuni che hanno una condizione di stabilità finanziaria e comuni sempre sotto i 3.000 che invece per questioni di bilancio non potrebbero portare avanti. Quindi rischiamo di trovarci anche due comuni che rientrano nella stessa categoria demografica a parità di condizioni, uno che può riconoscere un determinato rimborso dei costi indiretti per il datore di lavoro del sindaco e uno che potrebbe paradossalmente essere persino il medesimo datore di lavoro e non vederli riconosciuti. Allora io comprendo che alla base di questo articolo ci sono delle ragioni sane che hanno visto chi l'ha redatto presentarlo, però probabilmente sarebbe meglio ritirarlo e fare un approfondimento poi in commissione in modo da cercare di creare, laddove se ne sentisse l'esigenza, una norma che sia sostenibile ma anche un po' più democratica, cioè uguale per tutti, e nell'applicazione nei confronti di quei sindaci che operano in comuni in dissesto, in dissesto, in riequilibrio e quindi non di equilibrio finanziario, e per i comuni che rientrano in fasce diverse. Quindi io mi permetto di suggerire al collega Lombardo di provvedere al ritiro, così non solo non ci sono i modificativi ma evitiamo anche un'altra richiesta di voto segreto che ritengo poco utile al dibattito parlamentare. Grazie. Grazie, onorevole De Luca. Onorevole Spada, lei voleva intervenire, poi onorevole Di Pasquale, lei voleva aggiungere qualcosa? Prego, onorevole Spada. Grazie Presidente, ma sul merito dell'emendamento, così come è formulato, che riguarda comunque i sindaci fino a 3.000 abitanti, che come diceva il collega Cracolici non è una soglia regolamentata all'interno della nostra regione, quindi l'invito eventualmente è quello di spostare questa soglia a 5.000 abitanti. Io non capisco perché si dica e si continui a dire che ci sarebbe un aumento esponenziale del rimborso che non va rispetto allo stipendio del sindaco, perché all'interno dell'emendamento è specificato che nel rispetto dell'autonomia finanziaria e degli equilibri di bilancio dell'ente fino all'importo pari all'indennità massima prevista per il rispettivo sindaco. Noi tutti oggi sappiamo che i sindaci dei comuni fino a 3.000 abitanti prendono un'indennità, non so, forse di 600-700 euro. Cosa diversa è eliminare totalmente questo limite e quindi estenderlo anche ai comuni sopra i 100.000 abitanti, dove ci sono indennità che vanno anche oltre i 10.000 euro. Quindi se il collega decide di ritirare l'emendamento, bene, diversamente chiedo di estendere questa soglia fino a 5.000 abitanti. Grazie. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Lombardo. Prego. Allora, Presidente, io voglio precisare che la diversificazione della soglia, che giustamente va riportata eventualmente a 5.000 abitanti, è dovuta al fatto che il limite rimborsabile per i sindaci, per i comuni, in questo caso fino a 5.000 abitanti, è pari al massimo dell'indennità prevista per il rispettivo sindaco, perché sappiamo benissimo tutti che l'indennità
di un sindaco fino a 5.000 abitanti è un'indennità, tra virgolette, irrisoria. Detto questo, e visto che ci sono dei distinguo che non rendono agevole il percorso dell'emendamento, ritiro il mio emendamento. Colleghi, a questo punto stiamo attendendo la riformulazione dell'emendamento 2.10 dell'onorevole Safina. Nel frattempo, colleghi, passiamo all'articolo 3. C'è il soppressivo 3.1 dell'onorevole Catanzaro. Ritira il soppressivo. Il 3.6 dell'onorevole De Luca, sempre soppressivo all'articolo. Stiamo parlando dell'articolo 3 perché nel frattempo stiamo aspettando. Che cosa? No, collega, no. Onorevole De Luca, è ritirato il soppressivo? Altrimenti, colleghi, torniamo all'articolo 2, tanto l'emendamento è pronto. È ritirato, onorevole De Luca? Ok, andiamo all'emendamento 3.5 dell'onorevole Lombardo. Onorevole Lombardo, lo vuole illustrare il 3.5? L'onorevole Di Mauro. Prego, onorevole. Presidente, no, questo emendamento è funzionale all'attività che nei piccoli comuni compiono diversi amministratori e quindi si tratta di una integrazione del compenso finalizzata a dare un'opportunità sia all'amministrazione, agli amministratori di essere a tempo pieno e tra l'altro poter riuscire a lavorare con maggiore serenità. Io credo che tutto sommato questa indennità, se si riesce a aumentare sempre nell'ambito delle spettanze che si trovano nel bilancio del Comune, non sia una cosa errata, sia anzi una giusta compensazione a chi tuttora si sacrifica presso l'amministrazione comunale a svolgere l'attività di amministratore. Grazie, onorevole Di Mauro. Parere della Commissione sul 3.5, Presidente. Presidente Abate, il 3.5. Io mi rimetto all'Aula. Governo? Anche il Governo si rimette all'Aula. A questo punto, colleghi, pongo in votazione l'emendamento 3.5. Chi è favorevole rimanga seduto, chi è contrario si alzi. L'emendamento è approvato. È approvato il 3.5? Sì. Andiamo all'emendamento, è stato caricato? Ok, il 3.4 è precluso. 3.3 è precluso e il 3.2 è assorbito, vabbè, è precluso pure. Quindi possiamo mettere in votazione l'articolo 3 così come è emendato. Chi è favorevole rimanga seduto, chi è contrario si alzi. L'articolo 3 è approvato. Torniamo all'articolo 2, colleghi, che nel frattempo è stato caricato. Non è stato... Onorevole Safina, prego. Presidente, onorevoli colleghi, ho più volte evidenziato come in questo disegno di legge si introducono tutta una serie di norme che prevederebbero una spesa obbligatoria per i comuni. Perché vede, Presidente, se noi oggi aumentassimo d'amblè i permessi degli amministratori, creeremmo un effetto di spesa obbligatoria. Perché? Perché il permesso non è come l'aumento del gettone. L'aumento del gettone lo possiamo disporre, ma dopodiché ogni singolo comune deve avere la copertura finanziaria. Quindi se
non viene attestata la copertura finanziaria, non viene applicato l'aumento e abbiamo noi fatto una norma autorizzativa ma senza gravare direttamente sui comuni. Aumentare i permessi e i meccanismi di cui alle lettere B e C e D, come stiamo facendo, aumenta obbligatoriamente la spesa del comune, perché in quel caso non c'è il ragioniere capo che può dire no, non ti do il permesso perché non ho i soldi. Devo costruire il bilancio mettendo già i soldi per i permessi. No, non esiste limite perché è un diritto. La norma, per come è scritta, prevede un diritto assoluto del consigliere, del sindaco, dell'assessore di assentarsi. Io cosa dico con questo emendamento sostanzialmente insieme al gruppo? Di prevedere un meccanismo per cui noi autorizziamo i comuni ad adottare un atto, una delibera di consiglio comunale per prevedere gli aumenti, in modo tale che i comuni, in ragione delle risorse delle quali dispongono, potranno scegliere cosa fare. Perché così come l'abbiamo costruita saremo costretti a dire ai comuni che non vivono sicuramente di grandi risorse a tagliare spesa obbligatoria, spesa per servizi per i cittadini, introducendo spesa per il funzionamento degli organi. Non può funzionare così. Invece, se applichiamo e approviamo l'emendamento, noi diamo loro la possibilità di adeguare le ore di permesso, ma al contempo gli diciamo: con le vostre risorse, se le avete, e li facciamo assumere una responsabilità. Cioè, sceglieranno cosa tagliare, se vogliono tagliare, oppure se avranno risorse in più lo faranno senza gravare sui cittadini. È un emendamento di buonsenso che va incontro alle esigenze della politica e alle esigenze ovviamente dei cittadini a non vedersi tagliati i servizi. Grazie onorevole Safina. Intanto io comunico il congedo dell'onorevole Intravaglia. C'era l'onorevole Giambona pure che voleva intervenire, e dopodiché il subemendamento dell'onorevole Safina lo trovate all'interno dei vostri tablet nella cartella fuorisacco 2.10R. Ok. Allora, prima l'onorevole Giambona, l'articolo 3, onorevole Cracolici, l'abbiamo approvato. L'articolo 3 è stato approvato. Presidente, grazie. Io credo che abbiamo aperto un attimo la discussione, l'articolo 2, ci stiamo un attimino tutti girando attorno al tema, ma nessuno fondamentalmente lo vuole affrontare con la dovuta precisione che merita questo argomento. Che l'articolo 2, come abbiamo ben tutti compreso, ha l'obiettivo, per certi versi ritengo anche legittimo, di permettere ai componenti delle giunte, dei consigli comunali e ai sindaci di avere un maggior numero di ore per poter espletare l'attività politica. Molto spesso riconosciamo che questa obiettivamente risulta essere complicata da svolgersi in determinati contesti. E allo stesso tempo questo disposto normativo appunto prevede l'aumento delle ore, l'aumento dei permessi, ma non diamo risposte rispetto a quello che è l'aumento dei costi che questo determinerà appunto per le nostre amministrazioni comunali. Poc'anzi infatti l'articolo che si voleva emendare aveva questa difficoltà che non si riusciva a superare, e il tema che pone il collega Safina obiettivamente è un tema che questo Parlamento non può non affrontare. Del resto ricordo a me stesso come la relazione proprio sulla norma e nello specifico appunto sull'articolo secondo rappresenta come l'approvazione di questa disposizione normativa non potrà fare altro che aumentare quelli che sono i costi a carico dei bilanci degli enti locali siciliani. Pertanto, sempre il nostro ufficio studi evidenzia come sia necessario ragionare su quelle che siano le quantificazioni degli oneri che questa disposizione normativa prevede di appunto introdurre e l'individuazione della relativa copertura finanziaria. Ora,
È noto ai più come noi, come Partito Democratico, a più riprese, fino all'ultima finanziaria regionale, ci siamo impegnati per aumentare i trasferimenti, il Fondo per le autonomie agli enti locali siciliani, ai comuni che sono in dissesto, un terzo degli stessi è in difficoltà economica, dissesto o predissesto, in pluridissesto in alcuni casi. Allora io ritengo che l'ipotesi messa in campo, che prevede l'applicazione della norma previa copertura finanziaria da parte dei nostri enti locali, che devono vedere se ci sono le condizioni per aumentare quelle che sono, per fruire dell'aumento delle ore e delle giornate così come previste, debba essere ragionato, o diversamente questo Parlamento dovrebbe entrare nel merito di come coprire i costi della misura stessa. Quindi delle due l'una: o i comuni intervengono avendo consapevolezza di poter coprire il maggior carico di costi, o diversamente, e in questo senso ritengo che noi dovremmo pure intervenire anche sul Fondo delle autonomie con interventi mirati e per certi versi anche vincolati, incrementare le risorse proprio per garantire la copertura di questo corso. Grazie onorevole Giambona. Prima di dare la parola all'onorevole Sunzeri, colleghi, è chiaro che tutto quello che si sta approvando, gli oneri sono a valere dei comuni. Questo è stato pure ribadito dal governo regionale, perché anche gli uffici hanno sollevato la questione. Il governo regionale in commissione bilancio ha detto che i maggiori oneri sono tutto a carico dei comuni. Quindi, onorevole Cracolici, non ci sono all'interno degli articoli, non ci sono norme che fanno riferimento al bilancio della regione siciliana, e quindi sono a valere dei bilanci dei comuni. Quindi tutto quello che si sta approvando, dico, è bene che sia chiaro, è tutto a carico dei bilanci comunali. Prego onorevole Sunzeri. Grazie Presidente, Assessore, perché ne abbiamo solamente uno in aula, e onorevoli colleghi. Io non so, Presidente, se in questo stato di fibrillazione generale, dove tutti stanno aspettando 2 norme su 10, perché di questo sostanzialmente sta avvenendo in aula, dove tutti siamo completamente deconcentrati dall'approvazione di una serie di emendamenti e norme, ci siamo resi conto che abbiamo approvato un emendamento, e questo lo dico a tutti i colleghi, che di fatto aumenta le indennità a tutti, vice sindaci, assessori, presidenti del Consiglio Comunale, di più di 300 comuni siciliani, perché in Sicilia i comuni che sono sotto i 10.000 abitanti sono 280, 290, adesso non ricordo il numero preciso, e nel silenzio totale dell'Aula, con un emendamento depositato, con un governo assente, col Presidente della Regione che dovrebbe fare le veci dell'assessore cacciato della DC, degli enti locali, di fatto abbiamo aumentato le indennità a una platea di 2.000 persone, senza che nessuno si sia chiesto se è corretto, a carico di chi, se i comuni potranno farlo, come potranno farlo. Io vi ricordo che l'ultima volta che abbiamo toccato la materia delle indennità dei sindaci e dei consiglieri comunali di questa regione ci siamo ritornati 10 volte per dare coperture finanziarie, per coprire fino al 45%, poi al 60%, poi con deliberazioni di giunta. Cioè noi con un emendamento depositato dall'MPA, che nessuno si è calcolato, perché siamo in una fase in cui abbiamo i sindaci che aspettano il terzo mandato, la norma sulle donne, i media che pressano da questo punto di vista, tutto il resto è come se non fosse importante. Lo voglio far notare, abbiamo approvato un emendamento che ha aumentato a 300 comuni siciliani l'indennità, paragonando il sindaco che amministra un comune di 200 abitanti a quello che ne amministra 10.000, senza dire a carico di chi, da quando, con quali modalità, se serve automaticamente un'indennità che bisogna parametrare, cioè, non sappiamo niente, e lo abbiamo fatto nel silenzio totale, come se fosse una cosa che non ci interessa, o come se avessimo chiaro qual è la platea da andare a suggerire. Secondo me questo non è il modo di procedere, cioè non possiamo trattare materie con questa facilità, senza neanche, diceva bene poco fa l'onorevole Cracolici, non è neanche specificato che è a carico dei comuni. Perché vedi, io sono sicuro, quello che abbiamo appena approvato, il 3 punto, neanche il Presidente della prima commissione, sa di cosa stiamo parlando. È evidente che
questo va chiarito, perché abbiamo aperto una maglia dalla quale io non oso immaginare domani i segretari comunali dei comuni che si ritrovano questa norma in gazzetta, che devono applicarla nei confronti dei sindaci, che non so neanche come l'applicheranno. Un attimo, colleghi, c'era l'onorevole Cracolici, poi l'onorevole Di Pasquale e poi l'onorevole Giambona. Prego, onorevole Cracolici. Presidente, io faccio ammenda di non essermi accorto che lei aveva messo ai voti l'emendamento all'articolo 3 e io lo voglio ribadire. Mi dispiace che lei abbia interpretato che tutto ciò che non ha copertura finanziaria da parte in questa legge è a carico dei comuni. Se non è espressamente detto, qualcuno dovrà chiarire a carico di chi è, o dei comuni o della regione. Secondo me va detto e scritto che gli eventuali oneri di aumento sono a carico dei comuni. Detto questo, noi abbiamo approvato un emendamento, mi dispiace che l'abbia proposto il collega Di Mauro, che era nella legislatura in cui abbiamo stabilito di ridurre i costi della cosiddetta politica. Abbiamo approvato un emendamento che sostanzialmente stabilisce che oltre 1000 persone in Sicilia, che sono nei 232 comuni sotto i 10.000 abitanti, aumentano in alcuni casi a dismisura le proprie indennità, e non riguarda solo i sindaci, ma riguarda i vice sindaci, gli assessori, presidenti del Consiglio. Cioè, noi stiamo dicendo che un comune di 1000 abitanti e un comune di 10.000 abitanti, le funzioni amministrative degli assessori, il vice sindaco e il presidente del Consiglio avranno la stessa indennità. Ora, mi sembra assolutamente irresponsabile, perché questo, soprattutto nei comuni piccoli, metterà a dura prova la condizione. Ricordo che tanti comuni addirittura manco si prendono le indennità per fare fronte ai bilanci. Allora, noi oggi facciamo una norma che diventa... Allora, quantomeno precisiamo che rimane a carico dei comuni, perché almeno ci mettano la faccia. Ma noi stiamo stabilendo che l'indennità di un comune, come diceva Sunseri, come si chiama il comune di provincia di Messina? Roccafiorita, che ha 280 abitanti, 196, e avrà la stessa indennità di un comune sotto i 10.000 abitanti. Cioè, mi sembra folle, non si è mai fatta una cosa del genere. Lei, colpa mia che non me ne sono reso conto che aveva messo ai voti. Chiedo ai colleghi proponenti di valutarla l'effetto di questa norma e se possiamo col 117, non ho capito. Se possiamo col 117, come dire, superare un incidente serio che questa legge produrrà nei comuni. O in ogni caso bisogna stabilire che qualunque tipo di aumento riguarda questa legge rimane in maniera generale per tutti gli articoli a carico dei rispettivi regolamenti comunali, perché altrimenti si apre un problema delicato. La prego e chiedo anche di farsi supportare dagli uffici, perché la questione è molto delicata, più di quello che appare. Io non ho votato. Ora... Grazie onorevole Cracolici, c'è l'intervento dell'onorevole Di Pasquale. Un attimo. Colleghi, però posso dirvi... Sì, però si è aperto un dibattito. Prego onorevole Di Pasquale. Signor Presidente, signor Vicepresidente, colleghi parlamentari, noi ogni volta che discutiamo di variazione di bilancio o discutiamo di finanziaria, litighiamo per mettere qualche euro in più nel fondo delle autonomie locali. Per quale motivo? Con quale obiettivo? Quello là di mettere i sindaci in condizione di dare maggiori servizi.
Cioè, io penso che l'obiettivo di tutti quanti noi, di tutte le forze politiche, al di là dei colori, quando parliamo degli enti locali, è perché pensiamo che attraverso l'aumento delle risorse date ai comuni e ai trasferimenti poi si possano trasformare in servizi. Noi non stiamo facendo altro che quelle poche risorse che abbiamo messo nell'ultima finanziaria vada a finire al ceto politico, a una parte per giunta del ceto politico, a una parte del ceto politico rispetto a quello che sono i servizi. Cioè, ma voi pensate che è una cosa moralmente... scusate colleghi, collega Zaffina, scusate, perdonatemi, io vi prego di prestarmi attenzione, di prestare un minimo di attenzione. Ma voi pensate che è una cosa moralmente corretta, cioè quella lì di... Intanto noi Parlamento ci facciamo belli con il ceto politico, che gli aumentiamo le indennità, che gli diamo ecco, la possibilità di avere un'entrata in più e così via. Dall'altra parte poi lasciamo il problema comunque al comune, che anzi la lasciamo al sindaco stesso, no? All'amministrazione, che dovrà fare la scelta di intanto impegnare le somme. Quindi alla fine il sindaco poi dirà: ma c'è una legge, è la legge della regione, come già è accaduto in altre volte, è una legge della regione, noi la dobbiamo applicare e quindi noi dobbiamo aumentare la spesa, e i soldi, invece di andare a finire in servizi, nel miglioramento dei servizi, finiscono al ceto politico, a una parte del ceto politico. Poi anche su questo io avrei da ridire, perché continuiamo a pensare alla Giunta e non pensiamo minimamente al Consiglio, ai consiglieri, che sono quelli là che ogni giorno lavorano, sono a disposizione dei cittadini e che andrebbero anche loro guardati con attenzione. Ma non è tempo! Non è tempo! E noi la dobbiamo smettere di continuare a presentare norme che prevedono aumenti di spesa del ceto politico, perché abbiamo detto che i soldi che mettiamo ai comuni, che servono ai comuni, servono per i servizi, che sono sempre minori. Io, Presidente, voterò contrario a qualsiasi emendamento che prevede questo tipo, e da chiunque venga questo emendamento, c'è parte amica, non amica, avversaria, alleata e così via. Ritengo che sia una cosa moralmente sbagliata, moralmente ed eticamente sbagliata. La nostra battaglia, le nostre battaglie, la nostra attenzione deve andare nei confronti dei cittadini, delle fasce più deboli. Abbiamo risorse per intervenire per la casa, per i servizi sociali, e noi continuiamo quelle poche risorse che ci sono in più a utilizzarle per il ceto politico. Ne ha bisogno? Sì, forse ne ha bisogno e forse andrebbe ampliato, ma non è il momento. Grazie onorevole Di Pasquale. Ha chiesto di intervenire l'onorevole De Luca. Colleghi, io vi ricordo nel frattempo che l'articolo 3 lo abbiamo approvato con l'emendamento in questione. Prego, onorevole De Luca. Presidente, sì, io innanzitutto per porre una richiesta alla Presidenza, perché forse durante la votazione non è stato, per via della velocità della stessa, registrato il voto sfavorevole del Movimento 5 Stelle e all'approvazione della 3.5 dell'emendamento e all'approvazione dell'articolo, su cui le ricordo che già avevo ritirato il voto segreto, ma avevo confermato che votavamo negativi all'intero articolo, non solo all'emendamento, all'intero articolo. Quindi prego la Presidenza e gli uffici di metterlo a verbale. Quello che io vorrei evidenziare in questa sede, Presidente Di Paola, è la incredibile disparità
che si pone attraverso l'approvazione di questo articolo, che per carità è stato già approvato, ma ci mettiamo poco con la volontà unanime dell'Aula a correggerlo o a presentare nel prossimo disegno di legge un abrogativo, perché vede come a volte in un attimo si approva un articolo, in un attimo lo si può bocciare quando quest'articolo viene ritenuto ingiusto, per cui io già le comunico che al primo disegno di legge utile proporrò l'abrogazione di quest'articolo e nel suo complesso. Perché vede, Presidente Di Paola, e immagino che sarà d'accordo anche il Vicepresidente San Martino, che in questo caso, facendo le veci del Presidente Schifani come componente governativa ed essendosi rimessa all'Aula, si assume anche la responsabilità insieme all'Aula, questo Governo, no, ho appena detto il contrario, che non avete registrato la volontà del Movimento 5 Stelle di votare contrario, però siccome lei Vicepresidente non era al suo posto ma invece era fuori dall'Aula, non ha sentito quello che ho detto. E io credo, Presidente Di Paola, che all'indomani di un ciclone che ha devastato, Presidente Di Paola, io credo che... L'ascolto, onorevole De Luca, l'ascolto. Grazie. Io credo che all'indomani di un evento devastante come il ciclone Harry, che ha devastato mezza Sicilia orientale, e di ciò che è accaduto a Niscemi, io credo che sia assolutamente inopportuno portare avanti, ma già ve l'avevo detto in sede di discussione generale, delle norme che offendono l'intelligenza dei siciliani e la sensibilità di tutte quelle persone che hanno perso la casa. E allora io chiedo un atto di decoro a quest'Aula e anche a tutti i 70 deputati, sia chiaro, di maggioranza e di opposizione, di addivenire a una richiesta unanime di modifica di quest'articolo, Presidente Di Paola, e le chiedo la cortesia, Presidente Di Paola, di sottoporre all'Aula la possibilità di modificare quest'articolo laddove ne riconosca la scorrettezza come momento all'unanimità. Quindi la prego di invitare i colleghi a voler partecipare a un momento di riequilibrio e di moralità e di etica nei confronti dei siciliani che in questo momento soffrono. Grazie onorevole De Luca. Prima di continuare con gli interventi, colleghi, però io voglio ribadire una cosa che ho detto poco fa e la risottolineo. Tutti gli articoli che hanno spesa in questo disegno di legge sono a carico dei comuni, sono a carico delle casse comunali. Il Governo lo ha ribadito in Commissione bilancio. Dico, questa è una cosa che quantomeno metabolizziamo tutti. Sì. Quindi, colleghi, solo per dirvi, va bene, questo lo tengo a sottolineare. Allora, ha chiesto di intervenire l'onorevole Catanzaro, poi Giambona. Prego, onorevole Catanzaro. Com'è? E poi, no, dopo l'onorevole Catanzaro c'è l'onorevole Lombardo. Prego, onorevole Catanzaro. Sì, dopo Catanzaro, onorevole Lombardo. Presidente, grazie. Onorevole Catanzaro, prego. Sono i suoi colleghi, onorevole Catanzaro. Cracolici, scusami, Cracolici. Ora lo verifichiamo, perché comunque sia il Governo che la Commissione si è rimessa all'Aula, abbiamo votato per alzate e sedute. Sì, sia il Governo che la Commissione. Prego, onorevole Catanzaro. Presidente Di Paola, ovviamente sul voto del Presidente Di Paola, se lei mi dà la possibilità, io... Sì, colleghi. No, io tanto 3 minuti. Io le do la parola, dico, poi è chiaro che io sto registrando, può essere che poi
ho visto male io, però dico sto registrando il voto contrario del Movimento 5 Stelle, quello nostro, il voto contrario del Partito Democratico, il voto contrario dell'onorevole Lavardera. E ora infatti prego onorevole Presidente Di Catanzaro. Paola, mi sembra un paradosso all'interno di quest'Aula, perché dobbiamo... Presidente Di Paola, mi ascolti Presidente, le chiedo 2 minuti di attenzione. Secondo me si sta creando l'incidente, Presidente Di Paola, affinché questo testo Presidente Di Paola, mi sembra che si stiano creando le condizioni all'interno di quest'Aula per mettere ancora più confusione dentro questo testo che ormai da 2 anni è un testo che non vuole andare avanti e che già più volte è stato rimandato in Commissione e finalmente è approdato in Aula. Dopo tutte le conferenze che abbiamo fatto dei capigruppo, Presidente Di Paola, dopo tutte le richieste all'interno di quest'Aula, mi sembra davvero il paradosso quello che sta avvenendo e le dico il motivo. Perché noi più volte abbiamo detto che questo era un testo non collegato con le esigenze dei comuni, ma era un testo rispetto a delle norme che ognuno voleva inserire all'interno di un testo che poi chiamiamo DDL enti locali. Noi come gruppo parlamentare del Partito Democratico ci siamo assunti e ci continuiamo a assumere la responsabilità di dire quello che abbiamo detto anche nelle settimane scorse. Ci sono alcuni articoli che vanno votati dentro questo testo perché sono articoli di recepimento di norme nazionali, ci sono altri articoli che invece sono appetiti di deputati nei vari territori per cercare di andare a modificare alcune norme che possono andare bene a qualche sindaco sì e a qualche altro no. Onorevole Presidente Di Paola, sul voto del comma 3 all'articolo, quando noi poco fa abbiamo ascoltato l'illustrazione da parte del proponente, quindi dell'onorevole Di Mauro, abbiamo detto in quel momento guardi che non si comprende bene. Arrivato ad un certo punto la Commissione si rimette all'Aula, il Governo si rimette all'Aula e non si è compreso, Presidente Di Paola, quello che stavamo andando a votare. E le dico il motivo, perché noi lo hanno detto poco fa in precedenza alcuni colleghi, sull'articolo 2 come sull'articolo 3, che ovviamente va a dare dignità ad un comune come quello di Enna, l'articolo 3, per essere equiparato agli altri comuni come grande città. Sull'articolo 2 dei rimborsi per gli amministratori abbiamo posto quello che sono delle osservazioni. E allora, Presidente Di Paola, il buonsenso dentro quest'Aula ci chiede di fermarci un attimo e di chiedere la possibilità, come già è stata espressa, di poter, con l'accordo di tutti i deputati, e mi rivolgo soprattutto all'onorevole Di Mauro, che ovviamente è stato colui il quale ha proposto e colui il quale quest'Aula la conosce bene negli anni, per l'esperienza, ha vissuto momenti di riduzione e momenti di aumento. Le chiediamo all'onorevole Di Mauro, nella distrazione dell'Aula, per poter proseguire i lavori, di applicare il 117 su questo comma. Poco fa ci siamo appellati sull'articolo 2 al buonsenso e siamo andati su quel comma al ritiro. Glielo chiediamo all'onorevole Di Mauro di poter applicare il 117, che porta in serenità
i lavori negli articoli a seguire e che ovviamente ripristinano un attimo di prosecuzione e di equilibrio rispetto a tutto quello che saranno le norme a seguire. Grazie. Grazie onorevole Catanzaro. Aveva chiesto di intervenire l'onorevole Lombardo. Prego onorevole. Presidente, io sinceramente registro negli interventi dei miei colleghi una polemica per certi versi inutile e infondata, perché noi in questa legislatura abbiamo affrontato vari passaggi normativi in cui abbiamo messo i comuni, tutti i comuni siciliani, nelle condizioni, non li abbiamo obbligati, li abbiamo messi nelle condizioni di poter aumentare le spettanze, indennità, come vogliamo chiamarle, previste per i sindaci, assessori, presidenti dei consigli, vicepresidenti, eccetera, eccetera, ma ci siamo dimenticati dei comuni più piccoli, dei comuni cioè fino a 5.000 abitanti, e l'emendamento ha avuto l'obiettivo, quindi il mio intervento ha l'obiettivo di placare queste polemiche. Abbiamo equiparato i comuni più piccoli ai comuni fino a 10.000 abitanti per consentire loro, e cioè agli amministratori locali, di avere una pari dignità economica, perché, l'ho detto prima, la responsabilità di un amministratore locale di un comune di 1.000 abitanti, per esempio, è pari nella conduzione appunto delle attività amministrative per i rischi che corre a quella di un comune metropolitano, se vogliamo fare un paragone che sia più semplice e chiaro possibile. Quindi voglio ribadire a quest'Aula che certe esternazioni, perché non siano dati messaggi distorti all'esterno a chi ci segue e ai giornali che domani faranno notizia su questo fronte, dei messaggi distorti che abbiano un fine demagogico e populistico. Tra l'altro questo è un disegno di legge che riguarda la materia degli enti locali e una norma del genere trova collocazione proprio in questo tipo di disegno di legge, rispetto al quale, lo voglio ricordare a qualche collega che ha ricordato altre norme, ci sono norme di recepimento di leggi nazionali sulle quali già anche nella discussione generale abbiamo espresso come gruppo un parere favorevole, ma ci sono tante altre norme che sono il frutto dell'iniziativa dei singoli deputati, dei singoli parlamentari, che hanno anche loro una uguale dignità. Sì, un attimo. Onorevole Lombardo, se può salire un attimo in presidenza, perché l'emendamento che è stato approvato, il 3.5, applica, quindi impone l'aumento, però il suo intervento era più in riferimento al 3.4, che invece non abbiamo, che è sempre a firma sua, onorevole Lombardo. Il 3.5, quello che abbiamo approvato, impone l'aumento, mentre invece il 3.4 è un po' diverso. Se un attimo vuole salire in presidenza, prego onorevole Esunzeri e poi Cracolici. Grazie Presidente. Allora, lei in quest'ultimo intervento ha centrato il problema, che è quello che poco fa ho provato a ricordare all'Aula. L'onorevole Lombardo dimentica che quella norma sull'aumento delle indennità che approvammo 2 o 3 finanziarie fa era un recepimento della norma nazionale che l'allora scarso, se non scarsissimo, governo Musumeci non impugnò, perché quella norma stanziava più di 300 milioni di euro per tutte le regioni italiane tranne che per la Sicilia, e aumentava le indennità a tutti i sindaci, gli assessori di questa regione. Noi la approvammo e all'inizio si diede la possibilità agli amministratori locali di aumentare la propria indennità, senza dare alcuna copertura. Come lei ben ricorderà, poi questa cosa fu criticata, venne impugnata e alla fine l'Assemblea diede una parziale copertura in una finanziaria successiva che permetteva ai sindaci di aumentare l'indennità fino al tetto concesso per trasferimento da parte della Regione nei confronti dei comuni. Come lei bene adesso ha fatto notare, l'emendamento 3.5 impone a tutti i comuni siciliani fino ai 10.000 abitanti, cioè 280 comuni su 391, la quasi totalità, di aumentare in maniera esponenziale le indennità a tutti i vicesindaci, assessori e addirittura ai presidenti dei consigli comunali. Quindi la norma,
così come avevo detto precedente nell'intervento, in questo momento è inapplicabile, perché i segretari comunali da domani, che va in pubblicazione, dovranno, anche senza deliberazione di giunta, aumentare l'indennità e trovare la copertura all'interno dei bilanci dei propri comuni. Ed è una cosa che non solo non avevamo mai fatto, ma addirittura è scritta anche male, perché a differenza della norma nazionale e anche di quella regionale poi successivamente approvato, avevamo dato la possibilità, tramite una deliberazione di giunta, di aumentare le indennità. Ma qui, se non diamo copertura, domani i ragionieri generali e i segretari generali dovranno obbligatoriamente aumentare l'indennità a migliaia di amministratori locali, ed è una cosa che non si può né fare né sentire. Allora, io non so se è applicabile il 117 del regolamento su questa norma, ma è evidente che va trovata una soluzione nel più breve tempo possibile, perché si sta aprendo una maglia, una stortura normativa che non è neanche replicabile a quella del 2017-18. Grazie onorevole Sunseri. Aveva chiesto di intervenire l'onorevole Tomarco e poi l'onorevole Cracolici. Ma, signor Presidente, solo per capire verso quale direzione stiamo andando. Cioè, noi siamo fermi quasi da un'ora in una discussione su un emendamento e un articolo, un comma già approvato, e credo che il dibattito stia scadendo su un livello di populismo che poche volte quest'Aula ha toccato. Cioè, noi siamo in discussione su un disegno di legge che riguarda gli enti locali, e mi verrebbe da domandare, ma con grande serenità e con grande onestà intellettuale, ma che cosa vi hanno fatto i sindaci, gli assessori, i consiglieri comunali? Cioè, noi stiamo legiferando un DDL degli enti locali che certamente non salverà i comuni da tutti i problemi che hanno, ma questo lo sappiamo tutti, ma non è l'oggetto del DDL, non è l'oggetto della discussione. Noi stiamo approvando una serie di norme che vogliono dare delle possibilità ai comuni. E allora, se vogliamo scadere sul populismo e appellarci e impantanarci su una discussione che parla del 45% delle indennità degli assessori, dei presidenti del Consiglio, dei comuni minori, dei comuni di 5.000 abitanti, 7.000 e quant'altro, allora vogliamo scadere sul populismo? Scadiamoci. E la faccio io una proposta. Siccome noi qui dentro, come deputati regionali, non facciamo nulla di più di un sindaco, di un assessore, di un presidente del Consiglio che sta 24 ore al giorno sul territorio a lavorare, vogliamo parlare di indennità? Parliamone. Allora, per primo facciamo populismo noi e adeguiamoci noi le indennità a loro, a ribasso, perché un sindaco, un assessore, un consigliere, un presidente del Consiglio non fa nulla di meno di quello che noi facciamo in quest'Aula, anzi sta sul territorio 24 ore al giorno a lavorare. E allora, Presidente, o noi continuiamo a fare questo dibattito estremamente scadente perché sta scadendo in un populismo becero, o noi andiamo avanti e andiamo ad approvare una serie di norme di buonsenso, tra cui su alcune credo che ci sia l'accordo di quasi tutta l'Aula, le quote rosa, il terzo mandato e quant'altro, ma andiamo avanti per cortesia, ed è un appello soprattutto alle forze di opposizione, andiamo avanti senza scadere su un dibattito così populista, perché parlare di ciclone Harry, di tutto quello che è accaduto, territori che noi abbiamo girato la mattina all'alba li abbiamo girati, ma parlarne ora, mentre siamo in quest'Aula a parlare, a discutere di altro, è veramente un qualcosa che lascia senza parole. Quello è un qualcosa di cui si sta occupando il Governo, che noi stiamo monitorando, ma che diavolo c'entra con un Parlamento che intanto deve continuare a legiferare e andare avanti? Presidente, ci dica come dobbiamo procedere, perché così io credo che faremo 24 ore, 48 ore di dibattito che andrà sempre più verso lo scadere. Grazie. Grazie onorevole. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Cracolici. Prego, onorevole. E poi c'è l'onorevole Di Mauro. No, a me dispiace, scusate un attimo, vi chiedo scusa. Prego, Di Mauro. Onorevole Di Mauro, prego.
Prego, onorevole Di Mauro, vediamo se riusciamo a trovare una soluzione. Prego, onorevole. Una soluzione applicando il 117 potremmo dire di sostituire l'emendamento 3.5 con l'emendamento 3.4 in cui sono indicate due cose, il limite di 5.000 abitanti e anche il possono, e diventa una cosa più ragionevole. È chiaro che se viene respinto questo emendamento rivive il 3.5, quindi il 3.4 mi sembra che è una soluzione mediana che mette tutti quanti nelle condizioni di fare una valutazione positiva dell'articolo. Onorevole Di Mauro, intanto la ringrazio, mi sembra una buona sintesi, però è chiaro, è una buona proposta, però è chiaro che ci deve essere l'unanimità da parte dell'Aula. Prego, onorevole Cracolici. Io esprimo subito la mia condivisione all'ipotesi suggerita da Di Mauro. Detto questo, e chiudo senza fare grandi discorsi, il populismo lo si alimenta quando si fanno norme che suscitano, come dire, indignazione e su cui si possono insinuare elementi di populismo. Allora, proprio in una fase come quella che stiamo vivendo, creare una situazione in cui il messaggio che si dava, spero si dava, se l'Aula approva l'emendamento Di Mauro così come suggerito, determinare il fatto che su 280 comuni, tra sindaci, assessori, presidenti di consiglio comunale, si aumentavano a circa 1.500-2.000 persone d'amblè le indennità spettanti in deroga alle norme statali. Io vorrei ricordare, collega Tomarchio, che l'Assemblea regionale in materia di indennità per gli amministratori da sempre ha equiparato tutte le indennità dal 1.000 a 500.000 abitanti o 600.000 quelli che sono, Palermo per capirci la più grossa, alle norme nazionali. Quando introduciamo deroghe alimentiamo il populismo. Ecco perché io suggerisco sempre che su queste questioni ancoriamoci il più possibile a norme generali e astratte, perché altrimenti noi suscitiamo quel principio che in Sicilia si può fare tutto e il contrario di tutto, con argomenti che diamo a chi non ama la serietà, ma anche per un modo di legiferare sbagliato che spesso questa Regione ha scelto. Io accetto la proposta del collega Di Mauro, mi auguro che tutta l'Aula la possa accettare perché dobbiamo farla col 117. Va bene, colleghi. Onorevole De Luca. Prego. Grazie Presidente. Semplicemente per esprimere il Movimento 5 Stelle ovviamente darà l'assenso alla modifica, ma teniamo a ribadire la nostra contrarietà all'impianto dell'articolo in sé e nella parte dell'impianto originario che aumentava le spese per il Comune di Enna e per quanto riguarda anche l'articolo così modificato, perché riteniamo che non era questo il momento di dare determinate opportunità ai comuni, perché probabilmente il momento storico richiederebbe ben altri tipi di sforzi legislativi e amministrativi. Grazie. Grazie onorevole. Ho capito che c'è l'unanimità dell'Aula sul 117. Prego, onorevole Lavardera. Presidente, allora, data la richiesta di unanimità, io pongo una questione, perché ho sentito con la discussione dell'onorevole Tomarchio che sostanzialmente mette in discussione che noi come Parlamento abbiamo qualcosa da ridire nei confronti dei consiglieri o dei sindaci per poter ritagliarsi il pezzo di video, mandarlo ai colleghi amministratori locali e fare vedere un messaggio, far passare il messaggio: vedete, le opposizioni ce l'hanno con i poveri sindaci, ce l'hanno con i poveri consiglieri comunali. Allora io questa definizione e questa strategia comunicativa la stronchiamo immediatamente, e condivido in pieno il ragionamento del capogruppo del Movimento 5 Stelle, cioè non è la questione legata al fatto che noi siamo contrari tout court
all'introduzione di in qualche modo anche rivedere gli emolumenti, e qui potremmo anche parlarne, ma la questione è la tempistica. Cioè noi abbiamo, e lo ribadiamo perché è sempre bene ricordarlo, una popolazione di 1200 abitanti che sono sfollati, gli imprenditori che oggi abbiamo incontrato in terza commissione che non hanno i soldi nella zona rossa, e lei c'era pure, Presidente, dove abbiamo avuto diverse difficoltà. Il fatto che il Parlamento metta nella propria agenda politica in questo momento storico la disquisizione dell'aumento rispetto agli amministratori è un fatto, a mio modesto avviso, che assolutamente non è condivisibile. Questa è l'impostazione, caro onorevole Tomarchio. Mi auguro che lei possa dire ai suoi amici consiglieri, sindaci, assessori che noi non siamo contro gli amministratori. Ben venga il fatto che dice che tecnicamente molti di loro lavorano anche più di noi. Forse magari parla per se stesso, perché io invece lavoro costantemente e continuamente ogni giorno nel ruolo di deputato, come tanti colleghi lo fanno a testa bassa, e quindi con tutto il rispetto la mediazione di Di Mauro mi sembra un passaggio che potrebbe anche andare bene, ma è giusto però precisare e fare questa discrimina, altrimenti passa un messaggio sbagliato dove noi lo rimandiamo al mittente e raccontiamo i fatti come stanno. Quindi accetto anch'io questa mediazione. Grazie onorevole Lavardera. Quindi, onorevole Catanzaro, lei voleva ulteriormente intervenire o possiamo votare? Prego, onorevole Catanzaro. Per ribadire intanto devo ringraziare l'onorevole Di Mauro, Presidente Di Paola, perché l'appello fatto sul 117 è stato accolto. Dopodiché non mi soffermo, perché già chi mi ha preceduto ha parlato di quello che magari erano i tentativi di polemica ed altro, e non c'è nulla. Però il vero rischio, Presidente Di Paola, era, qualora non ci fosse stato un accoglimento da parte di Di Mauro su un tema così importante, poteva anche saltare l'impianto del testo. E ricordo a quest'Aula che ci sono delle norme di recepimento nazionale. Se qualcuno volesse far saltare quello che sono le norme di recepimento nazionale ha sbagliato Parlamento, perché noi vogliamo portare a casa un risultato di dignità, e non è politica, è dignità. Grazie. Sì, prima della votazione, onorevole Messina. Prego. Sì, grazie Presidente. Allora, c'è qualcosa purtroppo che non si sta capendo. Quest'Aula sta recitando una commedia. Si approva un articolo, sono tutti d'accordo, all'unanimità siamo tutti d'accordo. Poi ci si accorge che forse questa norma per certi versi può sembrare populista, allora qualcuno cerca o pensa di tornare indietro e di dire io non ero d'accordo. Ora dico io, i due commi che stiamo cercando di modificare sono due cose totalmente diverse. Con quello ultimo, il 3.4, si aumenta del 50% l'indennità dei comuni sotto i 5.000 abitanti, cioè dire un assessore che oggi percepisce un'indennità di 120 euro, perché di questo stiamo parlando, si può aumentare del 50% e i 120 più 60 diventano 180, e non abbiamo risolto, credo, quasi nulla a nessun amministratore siciliano. Mentre la norma precedente, che era un'altra cosa, quella prevedeva che in tutti i comuni fino a 10.000 abitanti le indennità degli assessori, vice sindaci e Presidente del Consiglio arrivavano fino a un massimo del 45%. Il dubbio, forse legittimo, da parte di qualche gruppo è che ovviamente questa risorsa non può essere posta a carico del bilancio della Regione, e noi tutti siamo d'accordo e sappiamo bene che comunque per potersi applicare tutti i comuni devono comunque approvare una delibera in cui si prevede la copertura di spesa. Sarebbe molto più semplice e secondo me molto più serio se aggiungiamo solamente una frase in cui si dice con oneri a proprio carico, e abbiamo risolto il problema. Altrimenti, secondo me, non possiamo tornare indietro e cancellare un articolo che quest'Aula già ha approvato. Grazie. Allora, onorevole Messina, per capire io, non c'è quindi l'unanimità
sul 117, sulla modifica che sta proponendo l'onorevole Di Mauro. Sì, lo so che sono due cose diverse. Onorevole Messina, sono assolutamente consapevole che sono due cose diverse. L'onorevole Di Mauro ha proposto però come sintesi, e lo abbiamo ringraziato per questo, visto anche gli interventi che ci sono stati in aula, una modifica sostanziale che fa un qualcosa di diverso. Se c'è l'unanimità dell'Aula io la accolgo e la pongo in votazione. Se non c'è l'unanimità dell'Aula, allora il testo rimane tale e quale, andiamo a... Cioè, ci deve essere l'unanimità dell'Aula per fare... Quindi fatemi capire questo. Onorevole Messina, siccome lei ha sollevato, è d'accordo quindi su... Prego. Presidente, io dico, era giusto e corretto e trasparente anche sottolineare la differenza di quello che si stava facendo. Siccome io non voglio essere ostacolo all'approvazione dell'articolo o della norma, posso anche accettare quella che è la proposta del collega Di Mauro, però dico dobbiamo essere consapevoli di quello che stiamo approvando. Va bene, quindi è d'accordo, onorevole Messina. Sì. Perfetto. Va bene, quindi c'è l'unanimità da parte dell'Aula. Io a questo punto lo pongo in votazione. Se l'Aula è d'accordo lo votiamo adesso e non alla fine. Quindi se l'Aula è d'accordo lo pongo in votazione adesso. L'emendamento presentato dall'onorevole Di Mauro 117.1, che è favorevole rimanga seduto, che è contrario si alzi. L'emendamento è approvato. Ritorniamo al 2.10R. L'articolo è già stato approvato, onorevole Abbate. Ritorniamo al 2.10R, che trovate all'interno dei vostri tablet. Leggiamo con attenzione, verifichiamo con attenzione. Prego, onorevole Safina, lo vuole illustrare? L'ha già illustrato. La Commissione come si esprime? Favorevole. Commissione è favorevole, il Governo? Favorevole. Pongo in votazione l'emendamento 2.10R, chi è favorevole rimanga seduto, chi è contrario si alzi. L'emendamento 2.10R è approvato. A questo punto possiamo mettere in votazione l'articolo 2 così come è stato emendato. Chi è favorevole rimanga seduto, chi è contrario si alzi. L'articolo 2 è approvato. Andiamo, colleghi, all'articolo 4, emendamento 4.1 dell'onorevole Catanzaro. Che fa con l'emendamento 4? Ritirato. Emendamento 4.4 dell'onorevole De Luca. È mantenuto? Voto segreto. L'emendamento 4.4 che prevede la soppressione dell'articolo e c'è richiesta di voto segreto. Vediamo se la richiesta... Prego, onorevole Giambona. Però stiamo mettendo in votazione... Prego, onorevole Giambona. Ancora non ho aperto la richiesta. Prego. Allora, Presidente, credo di aver capito che ancora non siamo in votazione. Cionondimeno chiedo diciamo anche un attimo di attenzione, perché noi insomma, abbiamo, credo tutti, la consapevolezza che con l'approvazione di alcuni articoli di questa norma, mi permetterà il collega Cracolici, entriamo a pie pari su quelle che sono la vita, la sorte dei nostri comuni, anche degli amministratori ai quali dobbiamo dare risposta. Ora, io sono assolutamente ben contento che noi siamo riusciti con il buonsenso comune a superare l'impasse dell'articolo precedente. Però dico, non vorrei che noi affrontassimo con leggerezza diciamo, tutto l'articolato, perché altrimenti non faremmo un buon servizio ai nostri comuni e ai nostri amministratori. Del resto, Presidente, io mi rivolgo a lei
ma anche al Governo. Io mi auguro che ci sia il Presidente della Regione qui ad ascoltare e a seguire quelli che sono i lavori, perché vero è, e quindi mi collego a com'è che stanno andando i lavori d'Aula questo pomeriggio, per certi versi con leggerezza, ma dico che qui dobbiamo assumerci anche un senso di responsabilità rispetto a quelli che sono gli effetti di una norma che stiamo portando avanti per i nostri comuni e per le nostre comunità. Qualcuno ha parlato di servizi al cittadino, qualcuno ha parlato anche di come mantenere l'equilibrio economico-finanziario e di quali possono essere gli effetti di questa norma. Perché dico che vero è, Presidente dell'Assemblea e colleghi, che questa è una norma di matrice parlamentare, ma è altrettanto vero che vorremmo pur capire quali sono gli orientamenti del Governo da questo punto di vista. Perché se ci fosse stato oggi un assessore agli enti locali seduto nei banchi del Governo, magari ci avrebbe potuto dare una chiave di lettura rispetto a quello che è l'indirizzo che noi stiamo prendendo oggi pomeriggio. Io credo, Presidente, che sia assolutamente inaudito che questo Parlamento stia affrontando una norma sugli enti locali senza che vi sia oggi presente l'assessore agli enti locali. È questa una cosa inaccettabile. Ora io prendo atto che c'è il vicepresidente della Regione, ma non c'è il presidente Schifani. Oggi doveva essere qui presente il presidente Schifani, ha la delega agli enti locali, ma lui non rispetta le norme della Regione siciliana, perché la norma stessa prevede che debba essere ricostituito il plenum e oramai da 2 mesi lui non lo fa. E allora che cosa dobbiamo fare, Presidente? Io credo che non ci siano le condizioni per andare avanti a discutere di questa norma, perché credo che sia tra l'altro pure mortificante nei confronti dei parlamentari che devono discutere di una norma senza avere l'interlocuzione di natura governativa che ci deve dire quali sono gli effetti di una norma, che effetti produce nei territori, quali sono i costi che questi può determinare, qual è l'indicazione politica, in quale direzione fondamentalmente sia giusto che noi andiamo. Ebbene, nulla di tutto questo. Ecco perché io mi collego alle considerazioni che stavano nascendo poc'anzi sull'articolo 4. L'articolo 4 naturalmente noi non possiamo così in maniera leggera affrontarla. Se ci fosse stato, l'assessore agli enti locali probabilmente ci avrebbe detto, come probabilmente ci dirà il Presidente della Commissione Affari Istituzionali, che c'è la necessità di superare un impasse in alcune città metropolitane dove ci sono 2 vicepresidenti per i quali evidentemente non c'è un uguale trattamento tra la città di Palermo, la città di Messina e quella di Catania. L'obiettivo è semplicemente questo. Poi, se si vuole trovare una soluzione emendativa che salvi capre e cavoli, perché l'obiettivo è semplicemente quello di dare chiarezza ad una norma che è stata introdotta da questo Parlamento con l'articolo 59 della legge numero 3 del 2024, che riguarda i vicepresidenti, quando ci sono più di un vicepresidente nelle nostre comunità, e questo riguarda 2, 3, 4 comuni, di questo stiamo parlando. Però ritorno al tema, Presidente dell'Assemblea, e qui chiudo: non avere qui un assessore competente agli enti locali mentre noi stiamo discutendo della norma che riguarda gli enti locali e gli effetti che questa produce, io credo che sia scandaloso, sia veramente scandaloso. Grazie onorevole Giambon. Ha chiesto di intervenire l'onorevole De Luca. Onorevole De Luca. E poi l'onorevole Sunseri. Ha ragione. Onorevole De Luca. No, ascolta, non insistete, non me ne frega niente di Messina, di Catania, di Palermo, di Perugia. Cioè, figlioli, su questo io, se sono d'accordo con la norma, se voto a favore, se no se vota contro. Cioè, allora, Presidente, io ritengo da questo punto di vista che su queste norme si stia facendo un sacco di confusione. Perché? Mi confronto per esempio col collega Messina, il quale fino a qualche giorno fa era assessore agli enti locali, mi dice: a Messina un vicepresidente prende l'indennità e allora vorrebbe poter opzionare se prendere l'indennità piuttosto che il gettone a seconda di come gli conviene.
Parlo con un altro collega e mi dice a Catania lo prendono tutte e due e allora perché lasciare Palermo fuori? Allora io credo che le cose non dovrebbero andare così, non dovrebbe funzionare a come mi piace di più, a come mi conviene di più, in una città facciamo così perché ci viene meglio, nell'altra non può funzionare così la politica, non possono funzionare così le retribuzioni, le indennità, i gettoni, le corrisponsioni di denaro pubblico nei confronti degli amministratori pubblici. Ci vorrebbe un attimino di linearità e di collegamento con le funzioni, perché se un amministratore si decide di fare percepire un gettone è perché si ritiene che quell'attività debba funzionare attraverso un collegamento diretto alla sua presenza. L'indennità invece è un tipo di retribuzione che non è collegata alla presenza, ma è collegata al ruolo e alla funzione che quella persona svolge nel momento in cui assurge un determinato ruolo. E tutto questo non si sta facendo. Si sta cercando di creare dei sistemi che aggradano chi ricopre la funzione, dimenticandoci di quella che è la funzione a cui la retribuzione deve essere correlata. Allora, siccome io ritengo che questo sia il modo sbagliato di legiferare, il Movimento 5 Stelle è contrario e chiede voto segreto. C'era l'intervento pure dell'onorevole Sunseri, prego. Grazie Presidente. Nel ribadire ovviamente quanto già detto dal mio capogruppo in modo assolutamente esaustivo, mi permetto di ribadire quanto anche detto l'onorevole Giambona, che sta passando un po' in sordina. Il Presidente della Regione per legge deve nominare l'assessore in questo momento mancante, anzi gli assessori mancanti, entro 30 giorni. Il Presidente della Regione ha fatto trascorrere di molto i 30 giorni necessari per la nomina degli assessori e non li ha ancora nominati per tutta una serie di giochini interni politici alla sua maggioranza che non permettono all'Assemblea di legiferare con la presenza dell'assessore designato al tema che si sta affrontando. E a me non sta bene che venga delegato il Vicepresidente all'Agricoltura che vi viene a parlare delle indennità dei sindaci e dei vicepresidenti del Consiglio Comunale, perché l'onorevole San Martino, vicepresidente della Regione, è l'assessore designato all'agricoltura della Regione siciliana e noi parliamo delle indennità, delle giunte, dei consigli comunali e di altri con l'assessore all'agricoltura. Non funziona, Presidente. Abbiamo la necessità, e questa cosa deve partire anche dalla Presidenza, una nota ufficiale al Presidente della Regione in cui si chiede di nominare gli assessori, perché il parere del Governo non può essere dato su una norma del genere dall'assessore all'agricoltura, deve essere dato dall'assessore al ramo competente o dal Presidente della Regione entro i 30 giorni per cui poteva fare l'assessore designato, non certamente oltre i 30 giorni. Questa è una grave mancanza di questo Governo regionale, che continua a gestire il potere come se fosse casa propria e non funziona, Presidente. Non funziona perché si deve dare dignità a questa Regione, si deve dare dignità all'Assemblea regionale siciliana che deve legiferare in presenza del Governo. Il vicepresidente San Martino mi sta sembrando il ministro Musumeci la scorsa settimana solo al Senato, abbandonato dal Presidente della Regione e allora dal Presidente del Consiglio, colleghi, solo ad affrontare l'Aula. Onorevole Sunseri, evitiamo i paragoni. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Cracolici. Prego, onorevole Cracolici. Presidente, io voglio chiarire se è possibile questa norma, perché qui rischiamo di avvitarci su noi stessi. Questa norma non introduce nulla di nuovo, sta semplicemente stabilendo il principio che nei comuni dove questo Parlamento ha deciso che vengano eletti 2 vicepresidenti, una norma che risale ormai a oltre 10 anni fa,
non ci può essere un trattamento differenziato dal punto di vista delle indennità, perché ad uno si applica l'indennità e all'altro il gettone. A uno l'indennità e all'altro il gettone. Allora, per essere chiari, questa norma dice semplicemente che dove i comuni eleggono per proprio statuto, sulla base di una legge che è stata fatta da questo Parlamento, 2 vicepresidenti, ad ambedue, con le stesse modalità di voto, eletti, ad ambedue si applica lo stesso trattamento. A richiesta può essere l'indennità o può essere i gettoni, sempre a richiesta dell'interessato. Questa è la questione. Quindi non stiamo né introducendo né facendo nulla di nuovo di quello che già esiste. Semplicemente si sta provando a mettere ordine a una interpretazione differenziata che in alcuni comuni siciliani si è determinata. Grazie onorevole Cracolici. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Messina. Sì, vi chiedo scusa, signor Presidente. No, io, onorevole Cracolici, volevo solamente precisare, attenzione, non è una norma che ho scritto io, però ovviamente conosco la materia anche ovviamente per il ruolo che ho svolto. Volevo precisare che questa norma serve solamente a dare la possibilità ai vicepresidenti dei consigli comunali, laddove ovviamente già sono stati eletti e sono previsti, di optare, di scegliere se ricevere una indennità o ricevere un gettone di presenza. È solo questa la differenza, però può anche capitare che nello stesso comune ci può essere un vicepresidente che ha il regime dell'indennità e l'altro, il secondo vicepresidente, che ha il regime del gettone di presenza. Io voglio precisare, è giusto che l'Aula lo sappia, capiamo bene che la norma prevede che per coloro che sono lavoratori dipendenti c'è l'abbattimento del 50% nei confronti dell'indennità, mentre per il gettone di presenza non c'è. Quindi per correttezza è giusto che sappiamo quello che stiamo approvando, però con questa diamo solo l'opportunità ai vicepresidenti dei consigli comunali della Sicilia di poter scegliere, optare se ricevere l'indennità o ricevere il gettone di presenza. Grazie Presidente. Grazie onorevole Messina. Onorevole Giambona, lei è già intervenuto sull'emendamento, quindi c'è una richiesta di voto segreto sull'emendamento 4.4. Vediamo se la richiesta è appoggiata. Verifichiamo se la richiesta è appoggiata. Un attimo, riapriamola. Lo rifacciamo. Lo rifacciamo, colleghi. La richiesta, stiamo riaprendo. C'è la richiesta, stiamo verificando se la richiesta è appoggiata. Sì. Lo dico io quando... Chiudiamo la verifica del voto segreto. Ok. Mettiamo in votazione l'emendamento 4.4 che sopprime l'articolo, quindi chi è favorevole alla soppressione dell'articolo e quindi chi è favorevole all'emendamento voti verde, chi è contrario voti rosso. La votazione è aperta. Un attimo. Tenete premuto. La votazione è chiusa. Favorevoli 28, contrari 24, l'emendamento è approvato. Quindi l'articolo 4 è soppresso. Andiamo all'articolo 5. C'è l'emendamento 5.1 a prima firma dell'onorevole Catanzaro. Onorevole Catanzaro, il 5.1. Stiamo andando con la massima calma. Il 5.1 è ritirato. Il 5.2.
Com'è, onorevole? C'è la richiesta di voto segreto sull'emendamento 5.2. Verifichiamo se il voto segreto, la richiesta di voto segreto è appoggiata. 5.2. La richiesta, chiudiamo la richiesta. La richiesta è appoggiata. Vabbè, io chiedo il parere, penso, della Commissione e del Governo. È contrario, no? Al 5.2. Va bene. Mettiamo in votazione l'emendamento 5.2. Chi è favorevole all'emendamento e quindi chi è favorevole alla soppressione dell'articolo 5 voti verde, chi è contrario voti rosso. La votazione è aperta. Tenete premuto, la votazione è chiusa. Favorevoli 30, contrari 22, l'emendamento soppressivo è approvato, quindi abbiamo soppresso pure l'articolo 5. Andiamo all'articolo 6. Sono solo soppressivi. Sono solo soppressivi, quindi si vota il mantenimento dell'articolo 6. Quindi ci sono richieste... Colleghi, se mi ascoltate un attimo, sì, vi faccio intervenire. Sull'articolo 6 ci sono solo emendamenti soppressivi, quindi andremo a votare l'eventuale soppressione o mantenimento dell'articolo 6. Ci sono gli interventi dell'onorevole De Luca, prego. Presidente, semplicemente, se possiamo. Colleghi, o mi date l'opportunità di ascoltare o devo sospendere la seduta se non c'è... E allora cerchiamo un attimino di ripristinare un minimo di... Soltanto Prego, onorevole. affinché resti agli atti e nella memoria di chi ci segue in aula o da casa, che il Movimento 5 Stelle, ritengo anche le altre opposizioni, chiederanno il voto segreto per bocciare una norma che prevede che il Presidente del Consiglio Comunale, che rappresenta l'intero Consiglio Comunale, nelle occasioni istituzionali ci andrebbe con una fascia gialla e rossa. Io lo volevo emendare dando anche un cappello col pompon, però mi limito a chiedere un voto segreto. Procediamo. Un attimo, colleghi, un attimo. C'è l'intervento. Onorevole Assenza, vuole intervenire? Un attimo. Onorevole Assenza. Onorevole Assenza. Vuole intervenire onorevole Assenza? L'ho visto alzare... Onorevole Assenza, prego. Premesso che una norma del genere nel testo poteva essere evitato e che sulla soppressione di questo articolo non mi strapperò sicuramente le vesti, però onorevole De Luca, una cosa è la norma, una cosa è usare questi toni dispregiativi nei confronti dei nostri rappresentanti nei consigli comunali. No, usare questo sarcasmo o questo atteggiamento denigratorio nei confronti dei consiglieri comunali, dei presidenti dei consigli, che nella stragrande maggioranza fanno con grandissimi sacrifici personali ed egregiamente il loro ruolo, non mi sembra corretto. Premesso questo, non c'è bisogno del voto segreto, possiamo secondo me approvare anche all'unanimità la soppressione di questo articolo.
Onorevole De Luca, non c'è il fatto personale. È chiaro? Onorevole De Luca, però non è che può... No, non c'è l'onorevole Assenza. L'onorevole Assenza ha espresso il suo parere. Come l'ha espresso lei, onorevole De Luca? Sì, dico, andiamo avanti. Onorevole De Luca, però non deve insistere. No, però, onorevole De Luca, è la Presidenza che decide se c'è fatto personale oppure no. Quindi mettiamo in votazione... Onorevole Sunzeri, prego. Perché altrimenti... Prego, onorevole Sunzeri. Grazie Presidente. Giusto per interpretare quello che già era chiarissimo da parte del mio capogruppo. Il problema non sono i presidenti dei consigli comunali o i vicepresidenti del consiglio comunale, è questa assemblea che in un momento del genere sta trattando una norma che gestisce con una legge il colore della fascia del presidente del consiglio comunale. Cioè qua noi abbiamo città distrutte dall'uragano, Niscemi che sta sprofondando, emergenze da tutti i punti di vista, e questa assemblea sta facendo una legge per decidere che il presidente del consiglio comunale deve avere una fascia di un colore piuttosto che di un'altra. Dico, lo comprendete che chi ci segue ci prende per decretini perché dice ma di cosa stanno parlando? Allora, l'intervento dell'onorevole De Luca non era certamente per denigrare il lavoro svolto dai presidenti del consiglio comunale, ma quella di un'assemblea che dovrebbe trattare temi molto più importanti rispetto a questo. È stato chiarissimo, onorevole Sunzeri. Onorevole Tomarchio. Signor Presidente, solo per dire che secondo me hanno detto bene i colleghi, non c'è bisogno che continuiamo interventi inutili, bocciamola all'unanimità e andiamo avanti, perché abbiamo due norme, il consigliere supplente e soprattutto le quote di genere, che attendono di essere approvate. Andiamo avanti. Bravo. Va bene colleghi, allora a questo punto mettiamo in votazione l'articolo 6. Chi è favorevole si alzi, chi è contrario rimanga seduto. L'articolo 6 è bocciato. Andiamo all'articolo 7. C'è l'emendamento 7.5 soppressivo dell'onorevole Catanzaro. Come onorevole Catanzaro? Lo mantiene? Il 7.5 è soppressivo dell'articolo 7. C'è una richiesta di voto segreto sul 7.5. Verifichiamo la richiesta di voto segreto se è appoggiata. Onorevole Assenza, ha chiesto di parlare prima di mettere in votazione. Prego, onorevole Assenza, clicchi sul pulsante così vediamo. Perfetto. A lei la parola, onorevole Assenza. Presidente, siccome stiamo entrando nel cuore della norma e quindi dei vari articoli che costituiscono e debbono costituire l'ossatura di una norma importante, io credo che questa norma vada affrontata con la dovuta serenità. Se già dall'avvio invece dell'esame della norma già chiediamo, come ha fatto l'onorevole De Luca, mi pare, il voto segreto, credo che stiamo partendo nella misura meno opportuna per affrontare gli articoli principali di questa norma. Discutiamone, ognuno esprime le proprie opinioni, vediamo quali sono i pro e i contro della figura del consigliere supplente. Se si ritiene che non sia il clima, sospende i lavori e rinvia a domani per un più sereno esame di quelle che sono le norme clou di questa manovra. Perché altrimenti, se dobbiamo poi arrivare alla fine, perché dobbiamo necessariamente avere un voto che bocci tout court questo complesso di norme sugli enti locali, diciamolo chiaramente, se è questa la volontà dell'Aula e in particolare dei gruppi di opposizione, ne prendiamo atto. Prendiamo atto anche del fatto che molti colleghi, Presidente, io volevo dirlo all'inizio, molti colleghi non sono in sede perché vi è la BIT a Milano che richiede la presenza, per esempio i nostri 3 assessori sono alla BIT, tranne l'assessore Aricò che è
impegnato nei lavori di giunta, perché contemporaneamente si sta tenendo giunta di governo su problematiche io ritengo importanti, e quindi un'assemblea che vota con una quarantina, 50 massimo di componenti presenti in aula, non credo che possa serenamente prendersi la responsabilità di affrontare temi così delicati, perché poi noi stiamo dimenticando che su queste norme poi ci sarà la vita degli enti locali siciliani per i prossimi anni, e quindi continuare con questo clima quasi goliardico di presa in giro delle figure dei nostri amministratori, io credo che non stiamo facendo un buon servizio a nessuno, senza distinzione tra maggioranza ed opposizione. Forse questo testo è stato, io sono il primo a dirlo, appesantito da tutta una serie di norme che potevano essere evitate di trovarvi ingresso, ma tant'è, noi lo stiamo votando, sono già stati eliminati 2 articoli, sono stati bocciati, altri articoli sono stati in parte stravolti e modificati, per carità va bene tutto, l'Aula è sovrana, però Presidente io le chiedo formalmente di sospendere i lavori e di rinviare a domani. Grazie onorevole Assenza. Ovviamente onorevole Assenza e colleghi tutti, questa Presidenza sta facendo il possibile, lo avete visto nelle varie sedute d'Aula, per portare avanti gli articoli di questo disegno di legge, per farli votare e quindi per decidere se approvare o bocciare, e poi per votare nel più breve tempo possibile il disegno di legge. Però è chiaro che l'onorevole Assenza fa una richiesta, io dico devo ascoltare il resto dell'Aula anche per capire un po' come procedere sull'andamento dei lavori. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Caronia e poi l'onorevole Catanzaro e poi l'onorevole De Luca, e poi man mano se ci sono altri interventi vi faccio intervenire. Prego onorevole Caronia. Presidente, grazie. Allora, io credo che io molto spesso mi trovo d'accordo con le posizioni dell'onorevole Assenza, persona equilibrata e intellettualmente onesta, però credo che abbia messo a nudo un problema che quest'Aula ha. Io non so se molti di voi si sono accorti che questa è un'Aula che in questo momento, stranamente dico, ha anche un pubblico abbastanza gremito, cosa che non avviene alle 7 di sera, spesso non abbiamo un pubblico così gremito, di una presenza anche imponente femminile. E voi pensate che stasera noi ce ne andiamo a casa pensando che abbiamo parlato per 2 anni di avere una norma che ci mette in condizioni di essere uguali al resto d'Italia? Io non sono disposta a elemosinare la dignità delle donne siciliane a differenza delle donne del resto d'Italia. Non me ne andrò fin tanto che non si parlerà di questa norma. Siano le 19:07, siamo pagati lautamente per essere qui a fare il nostro dovere, e io non intendo lasciare quest'Aula finché non si arriverà al completamento della norma tutta. Grazie onorevole Caronia. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Catanzaro. Prego onorevole Catanzaro. Colleghi, cortesemente, colleghi. Prego onorevole Catanzaro. Presidente, stiamo riavvolgendo il nastro e tornando a qualche settimana fa. Io ritengo che quest'Aula ha avuto fino ad ora, perché non dobbiamo dimenticare quello che è accaduto fino a qualche mezz'ora fa, di irresponsabilità da parte di tutti, andando avanti su queste norme. Poi abbiamo voluto bocciare, non bocciare. Dopodiché io non posso accettare l'invito del capogruppo Assenza, il quale gli riconosco sempre grande modo di porsi all'Aula, però è chiaro che non possiamo sospendere l'Aula all'articolo 7, nemmeno possiamo parlare adesso
di mancanze nelle file della maggioranza di alcuni colleghi deputati che non si trovano in aula. Io ritengo una cosa, che lo abbiamo detto tutti, è da ormai settimane, al di là dell'intervento accorato della collega Caronia e al di là di quello che sono gli interventi di tutte le donne all'interno di quest'Aula, io l'ho detto e lo continuo a dire, dopo il 7 c'è un articolo che è l'8. L'8 è un articolo non delle donne né di chiunque altro sia, ma è un articolo di dignità, perché è l'unica regione a non avere recepito la rappresentanza. E allora io mi accollo anche, Presidente, mi perdoni il termine, qualora si volesse accantonare un articolo come il 7 perché non ci sono i numeri, però da qui non ci muoviamo, perché dopo il 7 c'è l'8 ed è un articolo di dignità ed è il motivo per cui tutti stiamo rimanendo in aula, e dico donne e uomini, per dare un senso a questo testo, che ovviamente è un testo che dà dignità ad una regione che ancora non ha recepito tutto quello che è stato recepito nel resto d'Italia. Quindi è questa la battaglia che noi vogliamo portare dentro quest'Aula. Quindi nessuna sospensione, semmai si accantona, se si volesse andare avanti votiamo l'articolo 8, poi dopodiché possiamo votare tutti gli altri articoli. Però attenzione, Presidente, quest'Aula questa sera non soltanto vuole approvare l'articolo 8, però io ritengo che quest'Aula questa sera deve dimostrare quello che realmente noi parlamentari siamo tenuti a fare qua dentro, cioè il recepimento di una dignità. Grazie. Grazie onorevole Catanzaro, ha chiesto di intervenire l'onorevole De Luca. Colleghi, è ovvio che qualunque proposta, se all'unanimità la Presidenza la accetta all'unanimità dell'Aula, altrimenti andiamo avanti, perché l'articolo mi sembra chiaro, è l'articolo sul consigliere supplente, quindi se c'è l'unanimità dell'eventuale accantonamento di tutta l'Aula è un discorso, altrimenti si proseguirà col voto. Prego onorevole De Luca. Presidente, io nel ribadire la circostanza di un'assenza, adesso non c'è più manco l'assessore all'agricoltura, un'assenza del governo che mostra la poca sensibilità e il grande discostamento che c'è tra chi governa questa regione e i temi che tratta quest'Aula, sia quando sono di basso profilo, come la norma sulla fascia dei presidenti o l'indennità, sia quando si appresta a trattare norme su cui i gruppi parlamentari dovrebbero giocare al rialzo, non al ribasso, su cui non si dovrebbe mercanteggiare, su cui non si dovrebbe andare da un capogruppo di opposizione e dire: se voi non chiedete il voto segreto su questa norma, allora noi votiamo, non chiediamo il voto segreto su quest'altra, e ci metti dentro una norma come quella sul 40% della presenza femminile all'interno delle giunte. Perché io trovo che sia già vergognosa che noi siamo arrivati al 2026 per discutere di una cosa che neanche dovrebbe esistere la norma, perché dovrebbe essere un fatto naturale. E invece siamo costretti a legiferare e siamo costretti anche a fare la figura vergognosa, irredimibile, che ancora ne stiamo a parlare e ancora rinviamo e ancora accantoniamo. No, io, il Movimento 5 Stelle, la vogliamo votare stasera, prima del 7, dopo del 7, accanto al 7, la vogliamo votare stasera e la vogliamo votare palese. Perché noi lo vogliamo dire, ci vogliamo mettere la faccia, noi siamo disponibili anche a aumentarlo al 50%, ci abbiamo messo l'emendamento perché la parità,
e nei fatti la parità deve essere culturale, non dovrebbe essere imposta, ma se siamo costretti a imporla perché neanche il Parlamento ha la sensibilità di capire che questo dovrebbe essere un momento di unione, di condivisione in cui tutti dicono sì alla chiamata. E allora, Presidente Di Paola, io veramente lo dico col massimo della serenità, andiamo avanti, perché una volta tanto ci apprestiamo a votare una norma di cui non ci dobbiamo vergognare, quindi facciamolo e facciamolo stasera. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Figuccia. Prego, onorevole. Sì. Grazie Presidente. In realtà anche il capogruppo del Partito Democratico ha appena fatto un intervento che condivido nella sostanza, già richiamato dalla collega, e certamente nello stile e nelle considerazioni del capogruppo del PD mi sento di condividere l'idea che questa è una norma importante, quella a cui lui fa riferimento. Lo è perché, vedete, ci sono momenti nella storia di un Parlamento che possono passare alla storia. Magari si può considerare un fatto scontato la possibilità di equiparare il numero delle donne nelle giunte. Magari si potrà considerare un fatto scontato il diritto di voto universale. Ma vedete, ci sono battaglie che si sono condotte e si sono anche vinte, talvolta persino con lo spargimento di sangue. Battaglie che vale la pena di portare avanti fino in fondo e che magari ci ritroveremo a rileggere fra anni. E potremo dire: in quella fase storica io c'ero. Perché ci sono dei momenti in cui si devono abbandonare le zone comfort. E vedete, talmente, Presidente, io sono convinto di questa idea, che ritengo che questa sia davvero la battaglia delle battaglie. Mi si potrebbe certamente dire che quello dell'articolo 7 è un altro intervento importante, e vi dico anche lì certamente sì. Perché è importante introdurre, ad esempio, facendo una breve parentesi sul consigliere supplente? Perché, vedete, portare avanti l'attività in seno alle assemblee non è una cosa così scontata, come voi sapete, in seno al Parlamento, e non sempre è facile farlo coniugandolo con il ruolo all'interno delle giunte. E vi direi di andare oltre. Io vorrei persino liberare dal mercato quei consigli comunali dove c'è il consigliere supplente che prende il posto e subentra, e vi dico una cosa: lo dobbiamo liberare dall'idea dell'incompatibilità. Io sono per un'idea semplicissima: subentra il supplente, l'assessore. Non scivoliamo. Perché io dovrei oggi avere la possibilità di ricattare il primo dei non eletti al Consiglio comunale? Vi posso fare pure un esempio. Io oggi ho un consigliere comunale che è il primo dei non eletti al Comune di Palermo. Vi posso dire pure il nome, si chiama Igor Gelarda. Questo ragazzo probabilmente non è più con la Lega. Allora, caro Ismaele, io vorrei che questo uomo fosse libero e che non venisse ricattato dal mio stesso partito, che deve stare per forza con me. Allora, quindi l'articolo 7 lo approverei andando oltre la disposizione prevista in aula e lo adeguerei alla norma nazionale. E poi vi stupirò anche sulle donne. Non solo è un obbligo morale votare l'articolo 8, e la invito, Presidente, a farlo subito, ma preannuncio l'intenzione di presentare
un subemendamento perché questa indicazione normativa possa essere inserita anche all'Assemblea regionale siciliana. È arrivato il momento di riflettere su questa cosa. È arrivato il momento di dare una risposta vera perché si possa finalmente dare dignità e rispetto nell'inserimento del voto di genere, come si fa anche per i consigli comunali, anche all'Assemblea regionale siciliana. Grazie Presidente, preparo il subemendamento. Grazie onorevole Figuccia. Colleghi, un attimo, avete chiesto in tanti di intervenire. C'è l'intervento dell'onorevole Lavardera, Tomarchio, Schillaci, Spada, Chinnici e Safina. Aspetti, me ne scrivo. Sì, e Cracolici. No, Presidente, dove siamo? Che sta succedendo? Presidente, ma dove siamo? Al mercato? Dove siamo? Colleghi, al per mercato favore, ortofrutticolo? colleghi. Dove siamo? Grazie. Prego, onorevole Lavardera. No, allora, innanzitutto, Presidente, quando parla l'onorevole Figuccia è emozionante sentirlo. Bisognerebbe diciamo, che tenesse dei corsi di maieutica, l'arte della maieutica, non so se ricorda di che cosa. Ora, il tema è serio. Noi, con tutto il rispetto, onorevole Figuccia, a noi non interessa niente, e glielo dico qua pubblicamente anche sul consigliere supplente, sono pronto pure a bocciarlo a mie spese. No, lasci stare, no, io voglio intanto chiarire questo aspetto del consigliere supplente perché non mi interessa nulla di andare, diciamo, a, come dire, avere un problema rispetto all'eventuale consigliere che subentrerebbe. Guardi, io lo dico con estrema onestà, noi non ce ne frega niente, noi i nostri consiglieri comunali li eleggeremo partecipando alle elezioni e non facendo, diciamo, oggettivamente inciuci con nessuno. La collega Caronia era contro di voi, però quando tu fai qualche cosa contro noi vedo sempre un contrario, perché c'è sempre qualche cosa sotto. Quindi, no, tu dico subito. Collega Figuccia. No, te lo spiego. Allora, che cosa diventa un dibattito a due? Allora, il tema è uno. Abbiamo ascoltato un appello accorato di un deputato della maggioranza, l'onorevole Caronia, che ci ha lanciato un appello serio. Cioè noi abbiamo fatto questa seduta d'aula oggi pomeriggio disquisendo delle argomentazioni più assurde che non erano assolutamente emergenziali, su fatti che in questo momento la Sicilia ci sta guardando, come giustamente diceva l'onorevole Sunseri, dice ma di che cosa stanno parlando questi mentre abbiamo Niscemi che sta franando e il ciclone Harry. Per dare un senso di dignità a questa giornata, per dire si sono riuniti, quantomeno hanno approvato una norma di dignità. Smettiamola di parlare di tutto il resto, andiamo all'articolo 8 e guai, dico guai, ovviamente guai democraticamente e politicamente, a chi si assume la responsabilità di chiedere il voto segreto. Chi chiederà il voto segreto sull'articolo 8 dovrà rendere conto ai siciliani e si dovrà assumere la propria responsabilità. Smettiamola di giocare con una norma che è una norma di dignità, di buonsenso, e non è una norma con le donne, per le donne. Ma di che cosa stiamo parlando? È una norma che rende e dà onore a questo Parlamento che ovviamente rispetto al resto d'Italia si trova a essere un passo indietro. Quindi accantoniamolo questo articolo 6, bocciamolo, facciamo quello che vogliamo, ma andiamo subito all'articolo 8, perché questo è il senso di dare a questa giornata, per far ricordare questa giornata come una giornata proficua. E da domani calendarizziamo norme e cose che hanno a che fare con i problemi dei siciliani, perché non possiamo riunirci per parlare di enti locali mentre gli enti locali non c'è l'assessore, i comuni sono allo sbando. È onestamente assolutamente anacronistico. Portiamo a casa il rispetto, una battaglia che hanno fatto le colleghe parlamentari e che è giusto che oggi questo Parlamento possa approvare. Grazie onorevole Lavardera. Io, colleghi, vi dico che in questo momento è iscritti a parlare 1, 2, 3, 4, 5, altri 6 colleghi. Stiamo ancora sull'articolo 7, quindi perché o mi fate andare avanti accantonando l'articolo o votando l'articolo. Stiamo parlando, infatti sono d'accordo con lei, onorevole Sunseri. Prego, onorevole Tomarchio. È chiaro che
il tempo va avanti. Prego, allora, sarò brevissimo proprio per non aggravare il dibattito d'Aula e provare ad andare avanti. E parto dall'intervento di buonsenso che hanno fatto le opposizioni, uno fra tutti il capogruppo del Partito Democratico, l'onorevole Catanzaro, ma anche poc'anzi l'onorevole Lavardera. Però vorrei sottoporre, mi sia consentito, un ragionamento all'Aula. Noi sappiamo tutti che in quest'Aula le cose vengono approvate nella misura in cui, viva la democrazia, c'è una maggioranza del Parlamento che le approva. Purtroppo, e sottolineo purtroppo, c'è anche questo sistema del voto segreto che invece poi, con il mascariamento di tutte le forze, il mescolamento di tutte le forze politiche, porta a non avere ben chiaro cosa può essere approvato, cosa viene bocciato e quant'altro. Ora, dove voglio arrivare? Noi abbiamo già visto l'andamento di qualche voto segreto ed è stato già palese, abbiamo avuto modo di vedere, è stato già palese dai risultati che non appena si chiede il voto segreto su un articolo, quell'articolo viene bocciato. Dove voglio arrivare, onorevole Catanzaro, signor Presidente? Noi dobbiamo, se vogliamo raggiungere il risultato che non può essere, consentitemi, con grande onestà intellettuale, non può essere solo l'approvazione di un articolo per quanto nobile, perché noi non stiamo discutendo una norma che recita norma sulla parità di genere. Noi abbiamo in aula una norma che è DDL enti locali, 738 stralcio. Quindi stiamo discutendo un insieme di norme che regolamentano i comuni, le amministrazioni locali, all'interno della quale DDL c'è anche qualche norma sicuramente più lodevole e più meritoria di essere approvata, qualcuna meno. Allora la proposta delle due l'una. Onorevoli colleghi, o andiamo avanti con serenità e non accidentiamo il percorso, perché se vogliamo arrivare, perché non basta, voi mi insegnate, siete maestri in quest'Aula, non basta approvare un articolo, perché noi possiamo anche approvare, lo dobbiamo dire, possiamo anche approvare un articolo come quello delle quote di genere, la parità di genere, ma poi essere bocciato tutto il DDL, ce lo dobbiamo dire, dobbiamo avere l'onestà intellettuale di dircelo. E allora, se vogliamo arrivare a casa e portare un risultato a casa meritevole, non accidentiamo il percorso, cerchiamo di approvare quante più norme condivise, ragionando, trovando la sintesi, quante più norme condivise, affinché nel momento in cui si arrivi al voto finale ognuno senta questo DDL anche per un 30, 40, 50, 60, 70, 80% suo, perché si rischia di arrivare a un percorso incidentato. Opzione B. Non c'è la serenità oggi, perché in questo caso noi possiamo andare avanti con serenità discutendo nel merito dell'articolo 7 e l'articolo 8 viene approvato in 1 minuto e mezzo e lo sappiamo tutti, non c'è nessuno che chiede voto segreto, lo possiamo votare palese. Vi dirò di più, volete fare il 50%, facciamo il 50%, quello che volete. A me, io di questi problemi non ne ho. Dopodiché, però, se non si può andare avanti con serenità, perché non si possono le parti politiche provocare, creare un clima così teso e poi aspettarsi che la situazione non degeneri. Allora, primo percorso e prima proposta, andiamo avanti con serenità, leviamo voti segreti, si approva l'articolo 7, l'articolo 8, dove vogliamo poi arrivare, ci mettiamo un punto e domani si riprende. Opzione B, opzione B, opzione B, opzione B. Proposta B, proposta B. Se invece dobbiamo incidentare eccessivamente il percorso, allora sono il primo che dice, se non c'è la serenità in questo momento, bene, accantoniamo quest'articolo 7, accantoniamo quest'articolo 7 che rischia, se bocciato, rischia di accidentare il percorso, andiamo all'approvazione dell'articolo 8 e riprendiamo. Grazie signor Presidente. Grazie onorevole Tomarchio. Colleghi, io ripeto altri interventi e vi faccio intervenire, però io vi ricordo sempre che su questo DDL va avanti da 2 anni e mezzo, ci sono state più capigruppo, abbiamo fatto più proposte e controproposte. Credo che l'unica soluzione, così come abbiamo fatto, è quella di votare articolo per articolo, perché altrimenti nuovamente ci incartiamo. E vi ricordo pure che c'è stato l'impegno anche di qualche giorno fa di approvare o bocciare questo disegno di legge entro giorno 11. Quindi dico,
negli interventi che adesso man mano vi faccio fare, perché ci sono altri colleghi che si sono registrati, consideriamo sempre il percorso di questo disegno di legge. Prego, onorevole Schillaci. Sì, un attimo, onorevole Spada. Un attimo, prima ci sono altri interventi, onorevole Spada. Sono state fatte diverse proposte da un capogruppo di una forza politica di maggioranza, ma sono proposte diverse. Sì, perché c'è in questo momento no, la richiesta da parte dell'onorevole. Un attimo, la faccio intervenire, io ho altri 6 interventi. Sì, dico, la faccio intervenire, onorevole Schillaci. Però colleghi, per ricordarvi che l'onorevole Assenza ha proposto un rinvio, quindi una sospensione, sì, ha proposto un rinvio dell'Aula, dopodiché ci sono state altre proposte, fatemi finire gli interventi visto che ho altri interventi e dopodiché decidiamo. Prego, onorevole Schillaci. Presidente, per rispetto alle donne che sono in aula da oggi alle 15, Presidente, e che ringraziamo, perché qua ci sono donne che hanno dei ruoli, che hanno delle famiglie ed hanno delle associazioni da portare avanti. Quindi nel ringraziare le donne presenti oggi in aula, che esprimono, io credo, una forte pressione per approvare questa norma all'articolo 8, Presidente, le chiediamo, così come le sta chiedendo molta parte dell'Aula, di accantonare l'articolo 7 e di approvare finalmente quest'articolo 8, che è una norma di dignità. Presidente, glielo chiediamo da più parti, da più gruppi, le chiediamo di accantonare il 7 e di portare avanti la norma dell'articolo 8 che prevede già da troppo tempo, siamo venuti già in aula per ben 3 volte per approvare questa norma. Io credo che sia arrivato il momento, ve lo chiediamo più gruppi, ve lo chiedono le donne siciliane, ma ve lo chiede l'intera Sicilia. La regione siciliana non può stare indietro rispetto alle altre regioni. È una norma di dignità. Presidente, le chiediamo di accantonare l'articolo 7, che è un articolo controverso, dove molti colleghi magari vogliono esprimersi, e portiamo avanti l'articolo 8. Grazie. Io prima di dare la parola all'onorevole Chinnici che ha chiesto di intervenire, colleghi, io vi ricordo che comunque per far sì che qualunque articolo noi approviamo in quest'Aula dobbiamo poi approvare comunque sempre il disegno di legge, quindi è chiaro che andremo poi ad analizzare e a votare o bocciare tutti gli articoli. Prego, onorevole Chinnici. Presidente, io ritiro il mio intervento se serve però a sottolineare tramite il ritiro l'accantonamento del 7, perché a me sembra che ci sia la volontà e di affrontare subito l'8, perché non ha senso appaiare i 2 articoli e sembra quasi che ci sia, diciamo, una specie di do ut des e di mercanteggiamento che non si può tollerare. Non siamo al mercato, non è corretto fare avvertimenti anche velati, diciamo, sul fatto che se qua o là si chiede il voto. Noi chiediamo una cosa chiara, si voti subito con voto palese, per non essere la vergogna dell'Italia. È banalissimo, Presidente. Votiamo subito l'8 con voto palese e ci leviamo il pensiero, poi possiamo stare fino a mezzanotte. Grazie. Un attimo, ho altri 3 interventi. Onorevole Spada, lei lo ritira l'intervento? Ok. Onorevole Safina, lei lo ritira? Dov'è l'onorevole Safina? Ok. Onorevole Cracolici, lo ritira il suo intervento? Onorevole Lantieri, lei invece. Va, prego. Prego. Grazie Presidente. Volevo dire solamente 2 cose. Non è che noi chiediamo di anticipare l'articolo 8 per ricattare nessuno, per rispetto delle donne che oggi ha dalle 3 che sono qui e magari domani non possono venire, per assistere ad un fatto di equità nei confronti di tutte le donne e gli uomini siciliani. Solo questo, non è ricatto, non è superare gli altri, assolutissimamente. Un fatto di rispetto per le signore che sono sedute qua. Grazie.
Grazie onorevole Lantieri. Accolgo la proposta di accantonare l'articolo. Prego onorevole Laccoto. Prego. Prego onorevole Laccoto, prego. Guardi, onorevoli colleghi, scusatemi. Io penso che questo Parlamento dovrebbe essere non a senso unico. Noi abbiamo dato la disponibilità a votare l'articolo 8, ma a recepire le norme nazionali. E questo è un fatto, scusatemi, non può accadere che noi votiamo l'articolo 8, a cui io voglio dirvi, nel mio comune l'articolo 8 è già in questo momento approvato perché ho il 40%. Il problema è diverso, non è che gli enti locali si possono caratterizzare solo per l'articolo 8, né può passare il principio che sull'articolo 8 non si chiede il voto segreto, mentre sull'articolo 13, 14, che è un'altra norma nazionale, si potrà chiedere il voto segreto. Io l'ho detto più volte, c'è un problema, gli enti locali non sono solo l'articolo 8, tutto quello che è stato detto in questo momento sulla crisi che vi è dal punto di vista di quello che hanno i scemi e di quelle che sono state le caratterizzazioni, vale per l'articolo 8 e vale anche per gli altri articoli. Non è che l'articolo 8, perché il problema femminile supera il discorso del disastro per cui noi stiamo lavorando in questo momento. L'articolo 8 ha la stessa dignità come l'articolo 14, perché, scusatemi, Colleghi, però dovete farmi ascoltare l'intervento dell'onorevole Laccoto. Prego, onorevole. Presidente, mi perdoni, io sono intervenuto una volta, ci sono qua interventi. Mi riferisco un attimo, onorevole Laccoto, mi rivolgo alle colleghe deputate. Se noi dobbiamo andare avanti, dovete evitarmi di farmi sospendere l'Aula. Per evitarmi di farmi sospendere l'Aula, io vi chiedo di farmi ascoltare l'intervento di Laccoto. Prego, onorevole Laccoto. Presidente, non ci sono più le condizioni per continuare avanti. Io personalmente abbandono l'Aula. E abbandoniamo l'Aula. Colleghi, io non vorrei dirvelo, ma sono le opposizioni che in questo momento, con il comportamento in Aula, mi stanno portando alla sospensione dell'Aula. Quindi io spero... Ok. Allora, colleghi, io non voglio fare intervenire, prima di fare altri interventi, allora io in questo momento ho una richiesta, perché è chiaro che c'è un impasse, c'ho una richiesta che ancora non ho verificato di voto segreto sull'articolo 7. E non ho ad oggi, al momento, verificato la richiesta di voto segreto sull'articolo 7. Quindi noi abbiamo oggi due strade al momento: o verifico la richiesta di voto segreto sull'articolo 7 o accantono l'articolo 7 e passo all'articolo 8. Non ci sono altre strade, colleghi. Io vorrei anche rivolgermi alla maggioranza, che ho capito che ci sono due pareri diversi, o quello della sospensione dell'intera Aula o non ho capito quello della votazione dell'articolo 7, ma al momento c'è la richiesta di voto segreto sull'articolo 7. Colleghi, accantono l'articolo 7, andiamo all'articolo 8. Andiamo sull'emendamento 8.3. Onorevole Catanzaro, è ritirato? Onorevole De Luca? Sì, è ritirato? Andiamo all'8.7. Un attimo. Onorevole Assenza, prego. Lei ha deciso di sospendere la votazione dell'articolo 7, è una decisione insindacabile alla quale
evidentemente ci dobbiamo necessariamente adeguare. Sull'articolo 8 io vorrei fare una proposta che riprende quella fatta poco fa per l'articolo che riguardava la fascia. Io penso che l'articolo 8 possa essere approvato all'unanimità dall'Aula ed evitiamo discussioni. Però è una norma che non può trovare immediato accoglimento nelle giunte già costituite, ma che dovrà avere efficacia dal prossimo rinnovo dei consigli comunali. La prima tornata elettorale è fra 4 mesi. Fra 4 mesi in quei comuni si applicherà il 40%. Per gli altri un altro anno, fra 3 anni, fra 5 anni. Io credo che è inutile che ci stracciamo le vesti in questo momento, almeno io da parte mia, ma credo di poter rappresentare Fratelli d'Italia. Su questo articolo 8 la nostra posizione è questa, del resto è l'adeguamento alla norma nazionale. Ci augureremmo però che uguale responsabilità venisse anche sul recepimento delle altre norme nazionali che sono in discussione in questo decreto. Un attimo colleghi, c'è l'intervento dell'onorevole Pace e poi dell'onorevole Lombardo. Prego onorevole Pace. Grazie Presidente. No, a me è dispiaciuto partecipare agli ultimi momenti di Aula ed essere quasi partecipe di un referendum o, come eravamo a scuola nella lavagna, i buoni e i cattivi. Chi voleva proseguire nei lavori d'Aula è cattivo, chi invece voleva anticipare l'articolo 8 era fra i buoni. Tra parentesi, nel nostro gruppo parlamentare abbiamo 2 donne che sono state tra le primissime a proporre quest'articolo nel disegno di legge. È proprio la Democrazia Cristiana, questi sono gli atti, è stato il primo partito a depositare un articolo. Ciò detto, io avrei preferito andare avanti serenamente con i lavori, perché la stessa dignità dell'articolo 8, per quanto mi riguarda, hanno tutti gli altri articoli. E concordo con quello che diceva Giorgio Assenza nel dire che qualsiasi norma noi approviamo, qualsiasi articolo, sarebbe giusto che entri in vigore dalle prossime consigliature, dal prossimo mandato. Su una cosa però voglio spezzare una lancia nei confronti dell'opposizione, perché Presidente, l'opposizione viene vista sempre come brutta e cattiva perché chiedono il voto segreto e quando non lo chiedono sono bravi. E passa il messaggio che è colpa dell'opposizione se viene bocciato un articolo ed è colpa dell'opposizione se viene bocciata una riforma. L'abbiamo vista con le province, l'abbiamo visto anche con la riforma dei consorzi di bonifica. E invece a chi ci ascolta, cara Marianna Caronia, e il rispetto non va portato soltanto alle donne presenti, ma a tutte le donne, a tutti i cittadini siciliani, sia a quelli di Niscemi, sia a chi è stato colpito dal ciclone Harry, ma a tutti i siciliani, perché sono norme che appartengono a tutti i siciliani. Dobbiamo dire che non sempre è colpa dell'opposizione, perché l'opposizione quando chiede il voto segreto applica uno strumento ostruzionistico che la legge gli consente. Probabilmente noi deputati della maggioranza, noi democristiani siamo in una posizione molto ibrida, nel senso che siamo della maggioranza per nostra scelta. È una scelta di voler appartenere a tutti i costi alla maggioranza, ma se c'è la minaccia o la spada di Damocle del voto segreto, o se dobbiamo patire un accordo affinché l'opposizione non ci chieda il voto segreto, o se dobbiamo esultare perché nell'articolo 8, di cui tutti siamo d'accordo e non vorrei che ci fossero primogeniture di alcun partito politico, non scegliamo di andare col voto segreto, Presidente, penso, e mi riferisco
soprattutto all'amico Luca Sammartino che oggi rappresenta il Governo, penso che una domanda a noi deputati della maggioranza sia arrivata al momento di potercela fare, perché corriamo il rischio che questo disegno di legge sia ricordato, e non per colpa dell'opposizione, ma per noi deputati della maggioranza, non più per il disegno di legge sugli enti locali, ma corriamo il rischio che sarà ricordata per il disegno di legge sulle quote di genere, e sarà una sconfitta non soltanto del Parlamento, ma dobbiamo dircelo, sarà una sconfitta soprattutto della maggioranza. Grazie onorevole Pace, c'è l'intervento dell'onorevole Lombardo. Dopo, rispetto a quello che ha detto l'onorevole Assenza, c'è l'emendamento 8.7 che fa quello che dice l'onorevole Assenza. Prego onorevole Lombardo. Presidente, io brevissimamente condivido quanto hanno espresso i colleghi che mi hanno preceduto sulla bontà di questa norma che è stata anche da noi approvata in Commissione, e come ha ricordato il collega dell'opposizione Catanzaro sul recepimento delle norme nazionali, noi abbiamo nel testo un emendamento al DDL, ma penso anche che coincide con quello proposto anche dai colleghi del PD, che sostanzialmente non fa altro che adeguare tutta la norma nazionale a quello che è la previsione che noi dobbiamo adottare e approvare oggi. E così mi auguro, a proposito di voto segreto, che anche per quanto riguarda la norma successiva di recepimento della legge nazionale non si richieda appunto il voto segreto. Noi, la prego Presidente di prendere in esame, tanto penso che i soppressivi sono stati ritirati. Voglio ricordare all'Aula che i soppressivi ritirati sono soppressivi presentati dalle opposizioni, cioè emendamenti che sopprimono l'articolo 8 che fissa la parità di genere nelle giunte comunali portandola al 40%, non sono stati presentati dalle maggioranze, perché oggi si vuole lanciare un messaggio per cui le opposizioni sono a favore e noi siamo costretti a ripiegare. Noi siamo pienamente, e parlo a nome della maggioranza, condividiamo al 100% e totalmente questa norma. Bene colleghi, ritengo che i soppressivi sono tutti ritirati. Siamo all'8.7 che è uguale all'emendamento che diceva l'onorevole Lombardo, cioè l'8.8, e che è identico all'osservazione che ha fatto l'onorevole Assenza. Quindi io metto in votazione l'8.7. Stiamo votando l'emendamento. Dalla prossima, no, sì. Sopra i 3.000. Comuni sopra i 3.000. Onorevole Messina, prego. Sì, Presidente. In effetti, leggendo l'emendamento 8.7, stiamo introducendo la possibilità di prevedere la parità di genere nei comuni superiori a 3.000 abitanti. Questo che vuol dire? Che nei comuni inferiori non si applica la norma? Grazie. Prego onorevole Schillaci, è il recepimento della norma nazionale, onorevole Messina. Prego onorevole Schillaci. Sì, anch'io avrei fatto l'intervento dell'onorevole Messina. Secondo me appunto ci dobbiamo esprimere in tal senso. Onorevole, un attimo colleghi. Allora, l'emendamento 8.7 è il recepimento della norma nazionale, statale, che dice che cosa? Che sotto i 3.000 abitanti non c'è l'obbligatorietà, c'è il principio, sotto i 3.000. C'è la percentuale. Sopra i 3.000 invece c'è la percentuale. Va bene. Onorevole Grasso, prego. È firma sua. Sì, è a firma dell'onorevole Saverini. Prego, No, onorevole Grasso. Assolutamente, sono d'accordo, ma ribadivo proprio il principio del recepimento della norma nazionale, perché nei comuni piccoli non è giusto che resti il principio, quantomeno fino a 3.000 abitanti, che resti il principio della scelta da parte dell'amministrazione. Colleghi, posso porre in votazione l'emendamento 8.7? Sì, Sì. Ora prendiamo la norma e lo verifichiamo. È un vostro emendamento, colleghi. Verifichiamo. Nel frattempo chiedo il parere sull'8.7 della Commissione e del Governo. Gianni, dobbiamo vedere se la
Colleghi, però l'emendamento è firmato dai colleghi parlamentari. Però stiamo verificando, c'è stata una richiesta, la stiamo verificando. Colleghi, c'è l'intervento da parte dell'onorevole che ha firmato a prima firma l'emendamento. Prego, onorevole. Presidente, mi scusi, noi stiamo parlando, ma era l'emendamento che era passato anche in commissione, che era il recepimento della norma nazionale, e quindi ci siamo mantenuti su questo, che è quello che ripetiamo dall'inizio della discussione del disegno di legge. Tra l'altro legge che così è stata votata anche dal Presidente Schifani al Senato quando c'è stata la legge Delrio. Colleghi, Presidente Abbate, metta ordine come Presidente della Commissione prima. Prego. Grazie Presidente. Colleghi, un attimo. E allora l'articolo 1 comma 137 della norma nazionale legge 7/4/2014 numero 56 recita: nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40% con arrotondamento aritmetico. Questa è la norma nazionale, che è il comma 137 dell'articolo 1 della legge numero 56. Quindi è in linea con l'emendamento che stiamo approvando. Nell'emendamento c'è messo al rinnovo del turno elettorale, quindi entra in vigore il prossimo turno elettorale. Bene colleghi, allora, parere della Commissione sull'8.7, Presidente Abbate. E l'8.8 vabbè, è uguale all'8.7. Il parere, Presidente. Allora, il parere della Commissione è favorevole. Parere della Commissione è favorevole. Parere del Governo? Favorevole. Onorevole Schila, ci vuole intervenire? Prego, onorevole. Cioè, è paradossale che sono le opposizioni che stanno fermando. Possiamo mettere in votazione chi è favorevole? Metto in votazione l'emendamento 8.7. Chi è favorevole rimanga seduto, chi è contrario si alzi. L'emendamento 8.7 è approvato. Colleghi, fermi colleghi, un attimo. Votando l'emendamento 8.7 che è interamente sostitutivo all'articolo 8, abbiamo approvato anche l'articolo 8. Quindi l'articolo 8 è approvato.
Colleghi, torniamo all'articolo 7. Colleghi, torniamo all'articolo 7. Colleghi, prego. Grazie Presidente, ma semplicemente per la mia onestà intellettuale mi permetto di dire che con questa, io adesso non ho i dati diciamo puntuali, ma noi abbiamo applicato una norma importantissima che però non troverà applicazione in più della metà dei comuni siciliani, perché stiamo dicendo che i comuni sotto i 3.000 abitanti non applicherà la norma che abbiamo appena approvato. Significa che 200 e passa comuni su 391 non avranno la norma che abbiamo e oggi stiamo tutti esultando per la sua applicazione. E bisogna tranquillamente dire che essendo noi legislatori in questa regione potevamo applicare la norma anche per i comuni inferiori ai 3.000 abitanti, al di là di quanto la norma nazionale possa fare. Quindi perdonatemi, esulteremo, usciranno i migliori comunicati stampa del mondo, diremo che come mai nessuno come noi su questa faccia della terra. La verità purtroppo ce la rassegna la matematica, che in Sicilia su 391 comuni più della metà è sotto i 3.000 abitanti e più della metà dei comuni siciliani non vedrà applicata la norma. Grazie onorevole Sunseri. Ritorniamo all'articolo 7, colleghi. Ritorniamo all'articolo 7 che è stato accantonato, ritorniamo all'articolo 7. Ma lo possiamo riprendere. Prego, onorevole Spada. Presidente, da quello che ho capito poc'anzi, scusate ma sono senza voce, sull'articolo 7, l'accantonamento dell'articolo 7, diciamo, era stato richiesto nell'attesa anche di ricomporre un po' l'Aula. Quindi la proposta era quella di andare avanti eventualmente sull'articolo 9 che riguarda i comuni in dissesto e in predissesto e soprattutto su alcune valutazioni che all'interno della norma vengono fatte. Colleghi, a microfono cortesemente. L'onorevole Spada ha fatto una proposta all'Aula. Prego, onorevole De Luca. Io direi abbiamo, secondo me, fatto la cosa giusta anticipando il voto sull'articolo 8 perché era corretto nei confronti di chi segue i lavori d'Aula offrire un momento di chiarezza su un tema che già non doveva essere neppure oggetto di eccessive opinioni discordanti. Io credo che sia utile ora riprendere a seguire l'ordine matematico degli articoli, quindi proseguire con la votazione sull'articolo 7 e invito il Presidente a metterlo in votazione. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Pellegrino. Noi abbiamo accantonato l'articolo, ora si chiede che si tratti l'articolo. Non è cambiato nulla dal momento dell'accantonamento, dico, non c'è stata una nuova riflessione, non c'è stata una nuova considerazione, quindi noi abbiamo accantonato per rivederlo, non abbiamo rivisto ancora nulla, per cui mi pare illogica la richiesta di riprendere l'articolo 7. Va bene colleghi, allora a questo punto o andiamo all'articolo 9 e quindi proseguiamo con l'articolo 9. Prego onorevole Miccichè. Sì, grazie Presidente, soltanto da uomo per manifestare la mia contentezza
per l'articolo che è passato poco fa per le donne e credo che è una vittoria di tutti, è una vittoria dei diritti a cui io sono molto molto affezionato. Grazie onorevole Miccichè. Allora, io colleghi, se mi ascoltate, tratterei l'articolo 9 che ha solamente 2 emendamenti soppressivi. C'è un emendamento della Commissione, non so se è arrivato, sempre nella buona volontà di cercare di completare l'iter del disegno di legge in tempi congrui. Quindi, visto che qui ci sono solo pochi emendamenti, io proverei a trattare pure l'articolo 9. C'è questo emendamento della Commissione? L'emendamento è un aggiuntivo, onorevole Spada, è inammissibile. Eh sì, ma è un aggiuntivo, onorevole De Luca. Che funzione lo può illustrare, per favore? Quale? L'articolo 9, uno c'è l'assessore là, se me lo fa illustrare. Presidente della Commissione, è un disegno di legge di natura parlamentare. È un disegno di legge di natura parlamentare, onorevole De Luca. Prego, Presidente Abbate. Scusa, l'articolo 9 è un emendamento che nasce su richiesta anche dall'ANCI, quindi dai comuni, dall'Associazione Comuni Siciliani, per cercare di poter dare certezza ai comuni rispetto ai trasferimenti per i contributi per quanto riguarda la stabilizzazione del personale e quindi di dare i trasferimenti entro il 30 di giugno per poter avere programmate e non anticipare i comuni che si trovano in difficoltà di cassa fino a fine anno. Quindi è una norma che dà la possibilità e certezza di avere trasferimenti tutto l'anno entro il 30 giugno e avere la liquidità a disposizione. Grazie Presidente. Grazie Presidente Abbate. Assessore San Martino, lei voleva intervenire? Prego. No, Presidente Di Paola, grazie per la parola ai colleghi. Io semplicemente per una questione di chiarezza, perché collega Antonio De Luca, perché siccome ho ascoltato più volte in quest'Aula richiamare l'attenzione del Governo, il Governo è qui a rappresentare ovviamente il suo ruolo nella misura in cui questo, e lo voglio ribadire, è un disegno di legge di natura squisitamente parlamentare. Il Governo sta dando i pareri così come è previsto dal regolamento, quindi se la smettiamo con questa prosopopea, onorevole De Luca, lo chiedo a lei che è il capogruppo di un folto gruppo di parlamentari dell'opposizione. Se c'è bisogno di chiarimenti il Governo è pronto a darli, così come lo sta dando il Presidente della Commissione. Grazie Assessore San Martino, l'emendamento è inammissibile. L'emendamento aggiuntivo è inammissibile, già l'ho detto prima. Quindi a questo punto, colleghi, io metterei in votazione. Onorevole De Luca, però lei è già intervenuto. Sì, sul 9 è già intervenuto, poco fa è intervenuto, onorevole De Luca. E tra l'altro ha risposto pure l'assessore San Martino. Prego, onorevole De Luca. Diritto, non è obbligatorio il diritto a intervenire. No, semplicemente per precisare una cosa all'assessore San Martino. La mia richiesta Presidente Di Paola, semplicemente intervengo per ricordare all'assessore San Martino e a tutti noi che la presenza del Governo, che è richiesta dal regolamento all'interno dell'Aula, non è una presenza che ha un valore meramente formale di rappresentanza, ha un valore formale di rappresentanza e di sostanziale nel rendere quello che è il parere del Governo relativamente al merito
della norma di cui si discute, che potrebbe essere serenamente diverso da quello della Commissione. Per cui se io chiedo, nella legittimità del mio ruolo, di esprimere parere al Governo nel merito della norma, lei non deve prendersela come se fosse un attacco personale alle sue funzioni Collega delegate. De Luca, basta. Collega De Luca. Sì, no, ha ragione l'assessore San Martino. Collega De Luca. Va bene tutto, però... No, dai. Votiamo il mantenimento dell'articolo. Colleghi, Assessore, ripristiniamo un attimino la calma. Ripristiniamo la calma. È da 3 ore che ripristiniamo la calma, colleghi. Mettiamo in votazione l'articolo 9, perché ci sono gli emendamenti che sono soppressivi, quindi votiamo il mantenimento dell'articolo 9. Chi è favorevole rimanga seduto, chi è contrario si alzi. L'articolo 9 è approvato. Andiamo all'articolo 10, colleghi, che ha più emendamenti. Onorevole Catan, prego. Onorevole Spada, prego. Presidente, l'articolo 10 ha più emendamenti, colleghi. Siccome l'articolo 10 ha diversi emendamenti e è stata reiterata più volte la richiesta anche da parte della maggioranza di rinviare a domani la discussione di alcuni articoli per l'assenza di alcuni colleghi impegnati in altre attività legate sempre al ruolo dei parlamentari, chiedo il rinvio a domani della discussione. A domani, sì. Di tutto. I capigruppo di maggioranza sono d'accordo al rinvio a domani. Onorevole Pellegrino, prego. Stiamo andando avanti con l'articolo 10, però ho visto che l'articolo 10 ha più emendamenti. No, sono tutti soppressivi, Presidente, per cui secondo me è di facile spedizione, facciamone uno, magari così definiamo. Non mi pare. Approviamo e andiamo avanti. Non c'è necessità, Onorevole Assenza. Onorevole Assenza. Sì, possiamo rinviare. Va bene, colleghi. Andiamo all'emendamento 10.3. Prego, onorevole Cracolici. Io suggerirei di non accentuare questi elementi di nervosismo che non servono a nulla. Quindi, nella richiesta di rinviare a domani, visto che normalmente le sedute di un disegno di legge li facciamo su 2 giornate, mi pare ci sono tutti i termini, perché domani si chiude il disegno di legge. Quindi, mi pare un atto di buonsenso quello di rinviare a domani. Onorevole Cracolici, io accolgo le proposte che sono venute anche da parte di altri colleghi di maggioranza di cercare di ripristinare un minimo di clima favorevole che possa portare, perché ricordiamoci, l'ho ribadito più volte, noi non dobbiamo approvare un singolo articolo, ma poi dobbiamo approvare l'intera legge. Quindi, visto gli interventi che ci sono stati in aula, io rinvio l'Aula a domani alle ore 15 con il seguito della votazione degli articoli. La seduta è chiusa.